Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Mercoledì 1° novembre, festa Ognissanti, e oggi alle 15 su Antenna 3 andrà in onda la Santa Messa della solennità di Ognissanti, celebrata dal Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, in diretta dall'oratorio di Santa Maria della Consolazione all'interno del cimitero di Mestre. Poi a seguire la commemorazione dei defunti con la recita itinerante del Rosario nel Camposanto di Mestre e la benedizione finale impartita dal Patriarca. Questo dunque dalle 15. Però all'1:30, alla fine di questa nostra prima edizione, ci collegheremo con il nostro Lucio Zanatto dal Camposanto di Mestre, dove ci sarà un po' un viaggio della memoria. Questi dunque i due appuntamenti per questa festa. Poi parleremo però di cronaca, tanta la cronaca, perché oggi, per questa notte, la festa di Halloween, ci sono state davvero tantissime chiamate al SUEM 118 nella Marca, con giovani in quasi, se non per dire in coma etilico, davvero decine di ragazzini che sono stati portati in pronto soccorso. Molti sono minorenni e il direttore dell'ULSS 2, Benazia, dice divertirsi così però non ha alcun senso. Fra l'altro proprio 2 giovani sono stati portati in coma etilico, questo durante le feste di Halloween. Parliamo però anche del fine vita, perché a Ring ieri c'è stato il dibattito, un dibattito importante su una scelta che farà anche la nostra regione del Veneto. Noi seguiamo questo dibattito con il nostro Ferdinando Avarino, che aveva condotto la trasmissione. Sentiamo. No, io rimango un po' allibita, nel senso che sta storia che apriremo, c'è la possibilità che una regione o l'Italia apra la strada dei suicidi come in Olanda è un'affermazione assolutamente vergognosa. Noi non stiamo assolutamente parlando di questo, stiamo uscendo completamente dal campo d'azione dello stesso PDL, per cui... Però visto che lo ha detto Finco, un suo collega di partito, hanno cominciato così che in Olanda, vabbè, è vergognosa, cioè a me non guardi, visto che abbiamo la totale libertà di esprimerci sul tema, io affermo in questo momento che accostare il progetto di legge che stiamo analizzando adesso ad una decisione come può essere quella olandese di aprire la strada al suicidio, lo ripeto, è vergognosa e assolutamente mi scosto da qualsiasi tipo di idea o anche soltanto di allusione ad una possibilità del genere. Per cui stiamo uscendo veramente dal campo, perché anche nel momento in cui si parla di attenzione al malato, assistenza, cioè non si sta escludendo, voglio dire, questo tipo di cura che comunque al malato deve essere garantita e, lo ripeto, deve essere garantita. Cioè, per cui traduco Cestari parlando... per come la comprendo io, no? Solo perché se la capisco io, la capiscono tutti. Lei dice, cioè quello che ci sta raccontando e scrive nella proposta di legge Valdegambari, cioè assistere, aiutare le persone, prevedere anche le ULSS o aiutare i caregiver, cioè le persone che stanno vicino a coloro che hanno una malattia magari invalidante oltre che terminale, è tutta una cosa che si può fare, no? Anzi, che va fatta. Allora, cioè quel testo non esclude questo, però è chiaro che presentare un testo come quello oggi di Valdegambari porta alla luce, io ho detto nel dibattito del Consiglio regionale, secondo me un'alternativa. E quindi vedremo come andrà questo dibattito. Prego. Sì, allora, è vero, nel senso che non c'è dubbio che uno Stato, una regione, in questo caso il Veneto, che si sta occupando proprio in questo momento del tema, debbano stare vicini alle persone in difficoltà. Cioè nessuno sta negando questa cosa, cioè, ci mancherebbe. Quello che voglio dire è che probabilmente l'approccio utilizzato questa mattina doveva essere diverso, perché nel momento in cui si dice si dà libertà di scelta, nel momento in cui esponi o proietti dietro di te due tipi erano disegni, insomma erano cartelli, erano immagini. Ah sì, ce le fa rivedere Tony nel servizio. E dall'altra verso la morte, ma era più o meno così, è logico che si crea
attrito, cioè chi vota a favore di questo progetto di legge di iniziativa popolare non sta votando a favore della morte, cioè bisogna che il messaggio passi in maniera chiara, precisa, non è così, per cui ci sono 70 milioni di euro investiti dalla Regione per le cure palliative, cioè questo noi ce lo dimentichiamo, stride un po' con il fatto che si venga a dire però in questo momento con questo PDL di iniziativa popolare se si vota a favore della morte, si abbandonano i cittadini, si abbandonano i malati e addirittura si parla di scarti, cioè è non si è detto un questo, tipo di ragionamento di questo tipo. Scusi, posso dire, probabilmente mancavi questa mattina alla conferenza stampa, altrimenti avresti capito che non si è detto questo, si dice solo che noi dobbiamo evitare di aprire alla cultura dello scarto, perché in una società come la nostra, dove tu sei efficiente, sei vincente, vali, altrimenti sei ammalato, non vali più, questa è una noi dobbiamo fare in modo che chi si trova in difficoltà venga sentito, si senta apprezzato per quello che è e abbia il gusto di vivere comunque anche nella malattia, anche nella difficoltà. Questo dobbiamo lavorare, per questa cultura dobbiamo investire nella nostra regione. L'avete sentita una discussione ovviamente accesa perché era stata presentata in regione proprio a Venezia la proposta di legge per le cure palliative e contro l'eutanasia. Il Consiglio regionale dovrà presto esprimersi anche su una legge di iniziativa popolare per il suicidio assistito. Si profila quindi uno scontro tra due visioni diametralmente opposte del fine vita. Promozione delle cure palliative e dell'assistenza sanitaria alle persone affette da malattia terminale o inguaribile, divieto di eutanasia omissiva e commissiva e istituzione di un albo per i cosiddetti caregivers, coloro che si prendono cura dei malati. Sono i punti cardine di un progetto di legge regionale presentata dai consiglieri Nicola Finco, Fabiano Barbisana e Stefano Valdegamberi, in risposta a quella pro-eutanasia di iniziativa popolare, forte di 9.000 firme raccolte in Veneto e depositate in regione il 30 giugno. Io ho visto persone che in momenti anche di difficoltà con la malattia, con l'affetto e la vicinanza ai propri cari, ovviamente con delle cure palliative antidolore adeguate, hanno avuto sempre la voglia di vivere fino all'ultimo respiro. E non vorrei che intraprendessimo una strada delle scorciatoie. Oggi diventa comodo anche forse un risparmio di costi cercare di eliminare gli scarti. Una società che guarda solo la vita quando si è efficiente, forte. Il Veneto è la prima regione d'Italia ad esaminare un progetto di legge sul suicidio assistito e si preannuncia un dibattito piuttosto duro a giudicare dagli slogan che accompagnano la presentazione della legge contro l'eutanasia presentata dai 3 consiglieri regionali di Area Lega, che sintetizzano il tema definendolo un confronto tra cultura della vita contro cultura della morte, un paio di mani che stringono quelle di un'anziana da una parte, il lettino in cui si praticano le iniezioni letali ai condannati a morte dall'altra. Io sono dell'idea che la vita è ancora un valore unico, va difesa fino alla fine e soprattutto oggi quello che c'è veramente bisogno è di aumentare, di sostenere quelle che sono le cure domiciliari. Non può essere la morte la soluzione del male. Anche quando non c'è più niente da fare. Ma ovviamente bisogna sempre verificare situazione per situazione, però ricordiamoci che in alcuni paesi che 20 anni fa sono partiti con il suicidio medicalmente assistito, oggi viene praticata l'eutanasia anche ai bambini sotto i 12 anni e addirittura esiste in Olanda l'eutanasia di coppia, quindi 2 anziani quando vogliono, anche se non hanno determinate patologie, possono chiedere di morire. Una questione ovviamente che continuerà a far discutere, ma ora continuiamo con la cronaca perché c'è stato un principio di incendio in un appartamento al Lido di Venezia. Ce ne parla il nostro Lorenzo Maio. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Daniele, a te e ai nostri telespettatori. Dunque, abbiamo sentito un principio di incendio, giusto? Sì, un incendio in realtà, un incendio che si è sviluppato circa un'ora fa al Lido di Venezia, come giustamente dicevi, in via Marco Foscarini. Siamo nella zona tra San Nicola e Santa Maria Elisabetta. Le due persone che occupavano l'appartamento sono state evacuate. Fiamme
sono divampate dalla camera da letto. Sono qui ancora i vigili del fuoco che stanno effettuando i rilievi, c'è l'ambulanza del 118, ci sono gli agenti delle polizie locali, per cui i rilievi sono in corso. Ora le fiamme sono state spente, le 2 persone sono state evacuate dall'appartamento, chiaramente sono state portate per controlli al pronto soccorso del Lido e se ci sarà bisogno poi saranno trasferite a Venezia. Comunque stanno bene, pare che le fiamme possono essere state innescate forse da una sigaretta lasciata erroneamente ancora accesa, e le fiamme, oltre ad aver distrutto tutta l'intera camera da letto, si sono poi propagate molto rapidamente, e questo è l'elemento che ha provocato anche paura da parte del vicinato, perché le fiamme erano visibili dall'esterno, alte parecchi metri, e poi la densa colonna di fumo si è sparsa molto velocemente in tutto il circondario. Comunque lo ripetiamo, le 2 persone stanno bene, non ci sono feriti, ma un incendio di proporzioni importanti che è stato domato dai vigili del fuoco del Lido. Ora sono in corso i rilievi. Grazie davvero a Lorenzo Maier. Dunque avete sentito un incendio che ha coinvolto un appartamento al Lido. Fortunatamente le 2 persone che si trovavano all'interno stanno bene, hanno respirato il fumo, ma fortunatamente non sono rimaste intossicate, quindi non è accaduto, non ci sono feriti, non è accaduto nulla di grave. Un incendio comunque importante, e grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco il fuoco, le fiamme e il fumo insomma non hanno coinvolto altri appartamenti. E rimaniamo però a Venezia, sempre con la cronaca, perché un egiziano è stato arrestato dalla polizia per aver rubato un natante nella città lagunare. L'arresto è l'esito dei controlli di prevenzione svolti dalla questura nel territorio. La volante lagunare della questura di Venezia era intervenuta nei pressi del ponte dei Zogatoli, dove era stato segnalato il furto in atto di un'imbarcazione. Gli agenti hanno raggiunto lo straniero che a bordo di un natante di tipo zatterino con motore spento stava percorrendo il Rio alla deriva. L'egiziano è stato portato in questura, dove è emerso che aveva precedenti reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione, e così per lui sono scattate le manette. Poi andiamo invece a Treviso, perché è un fatto insomma davvero inquietante. Un giovanissimo è stato accerchiato, lo vedete da Treviso Today, accerchiato e picchiato durante la ricreazione in una scuola media. L'episodio è successo in un istituto trevigiano, almeno 3 responsabili che avrebbero colpito il 12enne con calci e pugni, poi portato in ambulanza al Cafoncello. Ovviamente sono scattati gli accertamenti, tutto è avvenuto durante la ricreazione. C'è una rosa di responsabili dell'aggressione, sono tutti appartenenti a classi, ad altre classi rispetto a quella del 12enne, e non è chiaro se già nel recente passato ci fossero stati attriti tra loro e lo studente malmenato. Stiamo appurando chi siano e in quanti abbiano infierito. C'era un groviglio di ragazzi quando il fatto si è consumato, dicono dalla scuola, da chiarire anche se possa essere riconducibile al bullismo. Nei prossimi giorni sia gli investigatori del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale che l'istituto stesso interpellerà nuovamente il 12enne sull'episodio di ieri, un fatto a cui hanno assistito sbigottiti davvero tantissimi studenti. Per le autori, una volta identificati, si profila una sanzione disciplinare. Queste dunque le notizie, poi noi andiamo avanti perché c'è stato anche un furto una serie di furti e un furto a Roncade. Vediamo il servizio. Vediamo se riusciamo a far partire il servizio. Una paura proprio ieri sera, come abbiamo detto, nel pieno centro di Roncade, anzi un tentativo di furto, finito con calci e pugni. Vediamo il servizio. Si è insinuata una persona nel retro della pizzeria
che ha tentato di rubare la macchina di mio papà, il quale subito dopo ha subito un'aggressione, essendo lui stato colpito prima con un calcio e poi con un pugno. La persona continuava a urlare a mio padre che aveva una pistola e che avrebbe sparato. Racconta così il figlio di Pasquale Mansi gli istanti di paura vissuti dal padre, 64enne, proprietario della pizzeria Pasqualino di Roncade, ancora sotto shock dopo essersi trovato faccia a faccia con un ladro nel retro del suo locale. Erano solo le 21, ma questo non ha fermato il malvivente dall'introdursi all'interno dell'auto, dalla quale Pasquale stava scaricando della merce, nel tentativo di rubarla. Subito il ristoratore ha cercato di attirare l'attenzione di vicini e clienti per tentare di sventare il furto, ma il bandito, un pregiudicato 62enne di Fossalta di Piave, ha scagliato prima un pugno e poi un calcio contro il proprietario della pizzeria, scappando poi a gambe levate verso la sua macchina parcheggiata poco distante. Ma questo non è bastato per farla franca. I residenti, le persone presenti e il figlio di Pasquale lo hanno inseguito cercando in tutti i modi di bloccare l'uomo all'altezza della pizzeria La Rocca, ad una 50 di metri di distanza, fino al tempestivo arrivo dei carabinieri che lo hanno poi arrestato. Il ristoratore è finito in ospedale per accertamenti. Intanto il giorno dopo in via Roma resta la paura anche tra i vari commercianti. Perché è successo a Pasqualino, può succedere a me, può succedere a qualsiasi negozio sotto i portici di Roncade oppure dei dintorni. Noi forse chiediamo un maggiore tutela, qualche controllo in più, perché comunque ne senti di tutti i colori tutti i giorni, e se abbiamo qualche controllo in più noi ci sentiamo un poco più sicuri nel lavorare. Vestito di tutto punto, giacca e cravatta, testimoni riferiscono che un uomo di quell'aspetto non avrebbe potuto destare nessun sospetto, motivo per cui forse il colpo stava quasi riuscendo. Sventato invece dalla prontezza del titolare della pizzeria e da chi è intervenuto per bloccarlo. Nell'auto del rapinatore trovato anche un coltello a serramanico prontamente sequestrato dai carabinieri. E continuiamo a parlare di furti, ma questa volta ci spostiamo sui colli nel Padovano, l'appartamento al piano di sopra, i ladri che li stavano svaligiando uno dopo l'altro. Parliamo del ristorante sui colli Euganei, è preoccupante la situazione per chi ha una trattoria proprio in queste zone. 15 colpi in poche settimane, il timore di entrare in casa e trovarsi faccia a faccia con i ladri. È questa la situazione sui colli Euganei, dove una quindicina di ristoratori, a partire da luglio, sono stati vittime dei ladri mentre si trovavano al lavoro. Il sistema è sempre lo stesso: orario di cena tra le 20 e le 22, tavoli dei ristoranti pieni e appartamento sopra la sala, ovviamente libero, con i titolari impegnati a servire i clienti. I ladri entrano, si chiudono all'interno e con tutta calma mettono a soqquadro le stanze, rubando ciò che trovano. 9:30, sto facendo un conto, sento la porta dell'appartamento sopra che si chiude, ma pensavo fosse un colpo di vento, no? Cosa vai a pensare? Noi lavoriamo, finiamo il nostro lavoro e a un certo punto chiudiamo. Io me ne vado a casa, mia madre va di sopra e trova la porta di accesso alla nostra casa chiusa. Perché è qui sopra l'appartamento? Esatto, chiusa da dentro. Mi chiama, io torno indietro, avevo già capito tutto, torno indietro, entro, prendo la seconda chiave, entro dalla parte dietro e praticamente abbiamo trovato il delirio. Difficile difendersi da questo vero e proprio assalto. I ristoranti colpiti tra Rovolon, Vote, Olo, Torreglia, Arco a Petrarca e Baone sono spesso vicini tra loro. I ladri sono professionisti del crimine, sanno bene come muoversi senza farsi poi riconoscere. Alcuni ristoratori infatti hanno allarmi e telecamere, ma sono sicuri che servano a poco. Roba che non serve a niente. E mio cugino, quello lì che è stato anche lui visitato da questi gentili signori, erano peraltro in tre i nostri, e hanno visto le telecamere. Lui è semplicemente entrato facendo cioè lui si è appeso alla ringhiera e ha dato su come neanche il caso fosse suo, cioè sembra un atleta. Le forze dell'ordine fanno quello che possono, i carabinieri intervengono per i sopralluoghi alla ricerca di tracce lasciate dai delinquenti, ma il bottino difficilmente verrà recuperato. Non è normale che 15 colpi, tra l'altro mi parlavo ieri sera con un mio collega che anche sarebbe stato il 16° e che li hanno visti entrare, quindi li hanno fatti scappare. Ed ora invece torniamo a parlare del maltempo che ha colpito l'intero Veneto. Ci sono altri picchi previsti tra giovedì e venerdì e ne parliamo insieme all'assessore regionale Giampaolo Bottaccin. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Facciamo intanto un bilancio di quanto è successo insomma nelle ore scorse. Abbiamo visto insomma il Piave che in qualche punto è esondato. Come è andata tutto sommato la situazione, Assessore? Diciamo che nessun corso d'acqua è esondato, hanno invaso le aree golenali, in alcuni casi ricordo che le aree golenali servono appunto, sono all'interno dell'alveo del fiume e quindi servono a raccogliere le piene prima che il fiume esondi. Diciamo che i principali corsi d'acqua si sono tutti gonfiati a seguito delle precipitazioni piovose rilevanti che abbiamo registrato e che hanno superato anche picchi di 200 mm in poche ore nel Vicentino e nella parte del Bellunese e dell'Alto Trevigiano, e quindi la conseguenza è stata appunto l'ingrossamento dei principali corsi d'acqua. Tanto è vero che ieri è stata disposta anche l'apertura del canale scolmatore Adige-Garda per preservare la città di Verona e il Polesine da rischio allagamenti. Diciamo che i colmi di piena stanno transitando in queste ore nelle parti terminali dell'Adige, sono già transitate per quanto riguarda il Piave e gli altri corsi d'acqua principali e non hanno creato particolari problemi. Diciamo che anche in montagna abbiamo avuto qualche piccolo smottamento, qualche problema relativo alla viabilità, alberi caduti, ma nulla di particolarmente rilevante. Quello che comunque ci fa mantenere alta l'attenzione è che per la giornata di domani, pomeriggio sera di domani, è previsto un'altra perturbazione simile a quella che è appena transitata sopra il nostro territorio, e quindi l'attenzione rimane massima e anche in considerazione del fatto che precipitazioni come quelle che sono già avvenute sopra un terreno che è già stato provato appunto dall'evento appena trascorso, ovviamente qualche problemino lo potrebbe creare. Ecco, Assessore, ci sono zone che sono maggiormente attenzionate rispetto ad altre? Ma diciamo che le precipitazioni previste riguardano, come l'evento trascorso, principalmente la parte pedemontana e montana, e questo però ovviamente comporta anche dei problemi nei corsi d'acqua che poi successivamente, dopo alcune ore, attraversano la pianura. Quindi l'attenzione rimane massima e ci approcciamo a questo secondo evento con lo spiegamento di mezzi e uomini come abbiamo fatto nel primo evento, cercando di essere pronti a fronteggiare eventuali situazioni che dovessero presentarsi. Sottolineo il fatto che precipitazioni copiose come quelle che abbiamo avuto nell'evento appena trascorso in passato avevano dato dei problemi molto maggiori. Se oggi abbiamo riscontrato dei problemi poco rilevanti è grazie alle opere che sono state realizzate nel corso di questi anni, oltre 2 miliardi di euro di opere di difesa del suolo realizzate da parte della Regione. Ecco, Assessore, abbiamo visto anche insomma qualche problema anche lungo le coste. Sì, purtroppo il fenomeno piovoso è stato accompagnato anche da un vento di scirocco particolarmente forte e questo ha comportato delle mareggiate importanti, direi in maniera diffusa più o meno su tutto il litorale, creando appunto un'erosione costiera che quando ci sono le mareggiate caratterizza appunto le nostre spiagge. È evidente che adesso attendiamo il prossimo evento, quello di domani sera, e poi ci sarà un ulteriore evento però meno rilevante fra sabato e domenica, e dopodiché, come abbiamo sempre fatto anche per quanto riguarda i ripascimenti delle coste, siamo sempre intervenuti prima della stagione turistica, onde evitare di intervenire adesso per poi dopo dover assistere magari fra un mese a un altro evento con mareggiate che andrebbe a rovinare il lavoro realizzato. Ecco, Assessore, dunque ci sono altri due eventi, quello un po' più preoccupante è quello proprio tra domani e dopodomani, e poi il sabato-domenica che lei diceva forse un po' meno importante. L'allerta per domani e dopodomani rimane un'allerta rossa? Ma adesso proprio in questi momenti, stiamo facendo girare i nostri modelli di previsione meteo che ci danno appunto i livelli di soglia per determinare se siamo in arancione, in giallo o in rosso, e quindi verso le 2, come ogni pomeriggio, emetteremo il bollettino
però adesso in questo momento stiamo facendo girare i modelli, quindi è ancora presto per poter dire il colore dell'allertamento. Sicuramente non sarà una situazione di verde e neanche di giallo. Ecco, se dovesse dare un consiglio, insomma, ai cittadini, magari soprattutto nelle zone dove è previsto un fenomeno maggiore di maltempo. Ma guardi, i consigli sono sempre gli stessi, e cioè se uno non ha la necessità di spostarsi, magari eviti di farlo e rimanga a casa, il che non vuol dire ma non posso andare al lavoro, eccetera, perché c'è sempre questo approccio del bianco o del nero. Ovviamente se c'è una situazione di rischio si cerca di ridurre il rischio, sapendo che il rischio zero non esiste, ma è utile andare a cercare di ridurlo. Dopodiché assolutamente vietato, quando ci sono precipitazioni piovose rilevanti, sostare negli interrati e sostare nelle zone prossime ai corsi d'acqua, quindi sugli argini, sopra i ponti. Questo è assolutamente da evitare perché è pericoloso. Ecco, Assessore, fra l'altro purtroppo questa invece è una delle cose che accade molto spesso quando si vede alzarsi il livello del fiume o dei corsi d'acqua. Purtroppo la gente magari si avvicina per guardare, questo appunto ci diceva è davvero molto pericoloso. Siamo nell'epoca dei social, no? Allora per strappare qualche like magari si va a farsi la foto sopra il ponte col fiume in piena oppure sull'argine. Ecco, questa è una cosa assolutamente da evitare perché ci espone a un rischio inutile, e quindi io credo che sia assolutamente doveroso ricordare a tutti che questi comportamenti sono da evitare in maniera assoluta. Assessore, la ringrazio davvero. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata anche a lei. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, poi faremo di nuovo un bilancio di questo Halloween, soprattutto nella Marca, come abbiamo anticipato, tante le chiamate al SUEM, tanti gli arrivi in ospedale da parte proprio di giovanissimi, 2 addirittura in coma etilico, e le parole le avete sentite prima del direttore generale che dice questo non è un modo di divertirsi, per poi il coma etilico si rischia la vita e arrivare a certi eccessi poi è davvero pericoloso. E poi parleremo dei furti, abbiamo visto anche nei giorni scorsi, l'abbiamo visto anche questa notte, vari furti nella Marca, ma non solo, un po' in tutto il Veneto. Poi sentiremo i consigli dell'Arma, come fare, cosa fare. Ci avviciniamo fra l'altro a novembre, a dicembre, che sono i mesi solitamente più caldi su questo fronte. Lo faremo con il tenente colonnello Marco Turrini, il comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Pochi istanti, pubblicità, poi torniamo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, sempre in diretta, l'avevo annunciato prima, parliamo un po' in generale di questa festa di Halloween, come è andata sia dal punto di vista sanitario, l'abbiamo detto, con numerosi ragazzi che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari perché avevano abusato di alcol, 2 addirittura in coma etilico. Parleremo però anche sul fronte invece della microcriminalità, sentiremo come è andato proprio, ve lo presento subito, dal tenente colonnello Marco Turrini, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Buongiorno, grazie davvero per essere qua. Buongiorno a lei, ai telespettatori e alle telespettatrici di Antena 3. Dunque, partiamo proprio da questo, festa di Halloween, da un punto di vista sanitario, abbiamo visto un po' ce lo si aspettava, sempre giovanissimi purtroppo che bevono e giovanissimi che sono dovuti ricorrere, lo ricordiamo ancora una volta, alle cure dei sanitari. Invece sul fronte dal vostro punto di vista, a livello invece dell'Arma, com'è andata questa nottata? Perché si prevedevano feste, festicciole un po' dappertutto. Sì, quando ci sono questi momenti di
grande aggregazione giovanile, ma non solo, insomma, il monitoraggio che effettuiamo è un monitoraggio attento, e devo dire che non abbiamo segnalazioni, ecco, di episodi di criminalità comunque collegati o che possono essere scaturiti da questi momenti di aggregazione. Certo, per noi la vigilanza è importante soprattutto sulle strade, poi quindi nei momenti successivi a questi momenti, perché, come diciamo spesso, l'abuso di sostanze alcoliche, l'abuso di stupefacenti, il fatto di non porsi in condizioni psicofisiche corrette alla guida può generare delle conseguenze davvero tragiche. Quindi le nostre pattuglie sulle strade, tra le varie ovviamente priorità che abbiamo in questo periodo, c'è sicuramente quella di fare un'attività preventiva finalizzata proprio a scongiurare il verificarsi di sinistri stradali derivanti appunto da queste situazioni. Ecco, sinistri stradali, ma anche, insomma, lo abbiamo visto purtroppo nell'aggregazione di giovani, anche a volte di risse, di litigi violenti, l'abbiamo visto anche in passato, proprio sempre fra giovanissimi, e che poi, insomma, rischiano di degenerare, e non poco. Fortunatamente, insomma, una nottata che da questo punto di vista è andata bene. Però altro, insomma, purtroppo neo non della festa di Halloween, ma proprio di questo periodo sono i furti. Li abbiamo sentito non certo nella Marca, ma un po' in tutta la regione. Abbiamo visto anche sui colli nel servizio, con una raffica davvero di furti ai danni dei ristoranti, e anche qua purtroppo l'abbiamo visto nelle segnalazioni degli ultimi giorni, insomma, tanti purtroppo i raid, tanti i blitz nelle case. Insomma, la gente, l'abbiamo detto più volte, è esasperata un po' da questa situazione, perché la gente ha paura, insomma, entrano in casa, che ci sia o meno il proprietario, per cui è veramente un reato che fa paura. E lo sappiamo, le forze dell'ordine ci sono, girano H24, però non possono essere ovviamente dappertutto, colonnello. Sì, come diceva lei, intanto questi sono episodi gravi, perché vanno a violare proprio la sfera più intima delle persone, di ciascuno di noi, quindi l'abitazione, la propria attività economica. Molto spesso si tratta di appunto esercizi commerciali ditte a conduzione familiare, quindi si tratta veramente di un'invasione così molto, molto pericolosa, e che ovviamente richiede la massima attenzione da parte di tutte le forze dell'ordine, e quindi anche dell'Arma dei Carabinieri. Il periodo è tradizionalmente questo, un periodo dove queste intrusioni, questi furti aumentano per una serie di circostanze, non ultima è banalmente il fatto che le giornate ovviamente sono più corte, oppure come in questi casi magari, ecco, a fare da sfondo ci sono magari delle serate in cui giustamente i nostri cittadini magari intendono così passare qualche ora di svago, e quindi malintenzionati possono approfittarne, magari anche in presenza anche di assenze brevi da casa. Ecco, un fenomeno, colonnello, che questo sta preoccupando, nel senso che l'abbiamo detto più volte, è un fenomeno che continua a crescere. Cosa si può fare di più? Se dovesse dare anche un consiglio ai cittadini, perché noi diciamo sempre che bisogna chiudere le porte, bisogna avere un sistema di allarme, però abbiamo visto che anche con i sistemi di allarme sono, insomma, diciamo più bravi i ladri, che riescono a disattivarli o perlomeno, insomma, a metterli fuori uso. Ma allora, per una lettura complessiva del dato è chiaro che occorre avere, diciamo, un monitoraggio un po' più ampio di quelle che possono essere pochi giorni o settimane, no? Le nostre analisi così cercano veramente di analizzare sicuramente i periodi dell'anno, ma anche gli orari, i giorni della settimana, proprio per orientare poi quello che è il nostro dispositivo su una provincia come la provincia di Treviso, che lo sappiamo, è una provincia ricca, una provincia che comprende molte zone residenziali, comprende molte arterie stradali, quindi possibili vie di fuga per i malintenzionati. Però ecco, ciò che mi sento di dire oggi è veramente quello di fare un appello a tutti i nostri trevigiani, a tutti i residenti nella provincia,
per segnalare veramente ogni dato, ogni informazione di cui appunto vengano in possesso. L'autovettura sospetta, l'aggirarsi di soggetti che usualmente non si vedono nel nostro quartiere, un numero di targa, sono informazioni utilissime e ogni informazione viene analizzata, poi sta a noi appunto verificarla, però ecco, di farlo senza timore. Questo ci aiuta ovviamente sia nell'attività di contrasto, quindi nell'immediatezza, e l'abbiamo visto nei giorni scorsi, è proprio grazie alla collaborazione dei cittadini e alle informazioni che ci sono giunte che siamo riusciti a intercettare dei malviventi che avevano proprio appena commesso dei furti, ma ci serve anche proprio per orientare il nostro dispositivo, che non è un dispositivo ovviamente illimitato, ma le nostre pattuglie possono essere orientate proprio sulla scorta di queste segnalazioni. Quindi l'appello è proprio quello di segnalare al 112, abbiamo il nostro numero universalmente noto, a cui i cittadini si possono rivolgere veramente fornendo il massimo di informazioni, perché noi poi queste informazioni le incrociamo e, ripeto, per noi diventano fondamentali. Ecco, il numero ovviamente, colonnello, lo ripetiamo, insomma, è il 112, ecco, per chiedere aiuto, sostegno, anche solo per segnalare un'eventuale situazione diversa da quella che magari si è abituati a vedere ogni giorno, una persona magari che non si è mai vista e che si aggira più volte magari in una strada. Siamo abituati a dire, ma ci sono zone maggiormente, diciamo, attenzionate, diciamo così, dai malviventi, oppure in realtà adesso è un po' una situazione che si è allargata un po' dappertutto? Ma direi che abbiamo diverse tipologie, ecco, di questo tipo di reati. Diciamo che è chiaro che questo tipo di malintenzionati sceglie non a caso determinate zone, quelle magari ovviamente più facilmente raggiungibili, dalle quali più facilmente allontanarsi, quelle magari meno illuminate, e quindi ecco anche il dotarsi di impianti di illuminazione importanti, ad esempio nei pressi dell'ingresso delle nostre abitazioni, può essere sicuramente un deterrente. Dopodiché, ripeto, giocano molto, ecco, anche purtroppo su magari piccole disattenzioni che ciascuno di noi può avere, quindi nella nostra vita quotidiana, il fatto di magari allontanarsi per breve tempo dall'abitazione, quindi lasciare inavvertitamente per chi ce l'ha il sistema di allarme non inserito, magari inavvertitamente una porta d'ingresso, una finestra lasciata aperta, quindi ecco, in questo concetto che ormai è il concetto moderno di sicurezza, cioè di sicurezza partecipata, dove forze dell'ordine e cittadini cercano veramente di fare rete e lavorare insieme per cercare di prevenire questo tipo di reati, è fondamentale proprio la collaborazione dei cittadini e nel proprio, diciamo, contesto residenziale, condominiale, instaurare, ecco, dei buoni rapporti di vicinato. Questo è fondamentale, perché anche un po', ecco, voi giornalisti usate molto spesso il termine tam tam, no? Piuttosto che passaparola. Ecco, questo è fondamentale, cioè che queste informazioni, voglio dire, vengano veicolate appunto tra i vicini di casa, tra chi è residente e ripeto, poi però tutto questo flusso informativo arrivi alle forze dell'ordine, quindi non rimanga confinato in quella che può essere appunto un dialogo tra vicini piuttosto che un post sui social, ma poi abbia una ricaduta, ripeto, verso le forze dell'ordine, quindi ci sia la telefonata, ci sia la segnalazione al 112, ci sia il cittadino che, vedendo transitare la pattuglia, ferma i nostri carabinieri per segnalare appunto un fatto anomalo, un evento diverso dal solito, qualche presenza sospetta, come dicevo prima. Ecco, mi ha dato anche l'assist sui social e sappiamo, insomma, che c'è stato un tentato, fortunatamente furto e non un furto, in zona Povegliano, Camarò di Povegliano, dove insomma proprio i cittadini hanno messo in fuga dei malintenzionati, dei ladri, forse sembra, ovviamente tutto da accertare, perché poi saranno i carabinieri ad accertarlo, insomma addirittura armati, dicono, con un macete.
sono sempre più, insomma, pericolosi, perché si era abituati al topo d'appartamento che entrava quando la gente non c'era, invece in realtà adesso sono davvero più pericolosi. Ma adesso ripeto, anche qui dare un giudizio che sia generalizzato sulla maggiore o minore pericolosità, diciamo che noi, ecco, la strategia è quella di contrastare tutti questi episodi. Poi sia essa, diciamo, la banda magari, ecco, organizzata e strutturata, e quindi ossia si tratti magari di soggetti magari che così colpiscono, no? dove magari vedono profilarsi una possibilità magari di ingresso, di intrusione in casa più facile, ecco, per noi non fa differenza, o meglio, fa differenza nel senso che ovviamente abbiamo le strutture, per come siamo ovviamente organizzati, articolati sul territorio, che a seconda proprio del tipo di reato sono in grado di cercare di fornire una risposta. Quindi le nostre stazioni, perché per prime sul territorio hanno le pattuglie che possono intervenire nell'immediatezza, il nostro pronto intervento, e poi abbiamo le strutture anche investigative, i nostri nuclei investigativi che invece svolgono indagini più complesse nei confronti e verso quei sodalizi criminali, diciamo, organizzati, che ovviamente necessitano di una risposta, ecco, complessa rispetto alla sfida che ci pongono. Però diciamo che la nostra attività è così, a 360 gradi, quindi non fa differenza, ecco, sul tipo di malvivente. Ecco, per chiudere poi, insomma, questo tema, insomma, dei furti, abbiamo detto che purtroppo ci sono un po' un numero maggiore di furti quando ci sono delle festività. Ricordiamo che fra poco appunto ci saranno le feste natalizie e insomma anche questa della festa di Halloween. Si sono verificati, l'abbiamo visto, insomma, proprio nei social, alcune denunce proprio di tentati furti, tentate irruzioni negli appartamenti. Com'è andata questa notte su questo fronte? Beh, sì, ci sono stati svariati episodi, però è il periodo che veramente richiede la nostra massima attenzione, perché anche così negli anni scorsi questi periodi appunto che sono immediatamente successivi al cambio dell'ora e quindi a un accorciamento delle giornate, al fatto che per forza di cose, insomma, i cittadini debbano magari assentarsi da casa anche quando ormai è buio, e quindi l'oscurità, e quindi diciamo così, che sicuramente facilita le azioni di questi malviventi. Ripeto, l'impegno dell'Arma e delle altre forze dell'ordine è sicuramente massimo, però è fondamentale, lo ripeto, la collaborazione dei cittadini, la segnalazione. Ogni segnalazione viene presa in considerazione, non ci deve essere timore a fare questa segnalazione alcuno, nel senso che queste informazioni vengono lavorate, quindi al di là di chi poi ce le fornisce, insomma, non c'è una personalizzazione, ma vengono a far parte di quel bagaglio di conoscenze che per noi è fondamentale, ripeto, per orientare le pattuglie, certo. Quindi per orientare un dispositivo nella zona della provincia che in quel momento è particolarmente, diciamo così, battuta da queste bande di predoni. Ecco, altro reato invece odioso sono quello delle truffe e furti ai danni degli anziani, perché insomma anche la tecnica dell'abbraccio non è una truffa, è un vero e proprio furto, con destrezza, poi fra l'altro con veramente una capacità di queste ladre di approfittarsi di queste persone che sono deboli. Abbiamo visto proprio una ladra era stata arrestata con una serie infinita di reati alle spalle proprio di recente, e nonostante fosse agli arresti domiciliari continuava a perpetrare dei furti proprio a Treviso ai danni di un anziano. Fortunatamente insomma è stata arrestata per un po', speriamo per un lungo periodo almeno rimanga in carcere, perché insomma ripetiamo ai danni di persone davvero anziane che sono assolutamente indifese. Sì, assolutamente, la ringrazio per questo accenno che mi consente di fare riferimento invece qui sia a soggetti specializzati
in questo tipo di reati che sono particolarmente odiosi, perché poi fanno leva su quelli che sono i sentimenti e le emozioni più profondi dei nostri anziani. L'invecchiamento della popolazione ha portato inevitabilmente anche così alla necessità e al dovere da parte delle forze dell'ordine, dell'Arma in particolare, a cercare di tutelare appunto i nostri anziani, le nostre fasce deboli. Ed ecco che allora questo tipo di truffe, questi tipi di reati può ovviamente avere come vittime privilegiate gli anziani, che sono quelli che poi, diciamo, maggiormente indifesi, ma che soprattutto sono forse anche più abituati, no, non sono ancora abituati, ecco, a mantenere quella distanza, ma che naturalmente, proprio perché magari vivono da soli, non hanno magari degli affetti vicini, o perché magari vivono un momento magari di malattia, di difficoltà, e sono più portati ad abbassare quelle difese e quindi a favorire l'azione di questi malintenzionati, che può avvenire, come diceva lei, o diciamo così in strada, mentre i nostri anziani magari si recano a fare la spesa, si recano a fare un prelievo bancario o all'ufficio postale, piuttosto che al mercato, piuttosto in questi giorni, anche qui attenzione massima presso i cimiteri, no? Verso i quali i nostri anziani spesso appunto si dirigono per omaggiare i loro cari defunti. Però ecco, questo genere di reati possono avvenire, ripeto, in strada, ma possono avvenire proprio anche in abitazione, e questo è quel fenomeno odioso delle truffe, per cui abbiamo sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine piuttosto che a società di pubblica utilità, quindi finti tecnici del gas o della luce, che telefonano appunto in abitazione, stabiliscono un contatto con l'anziano fingendosi appunto di essere soggetti con una divisa, con un uniforme, o comunque che ricoprono un incarico pubblico. Anche qui l'anziano, di fronte alla notizia che un proprio congiunto rimane vittima magari di un incidente, e che chi sta dall'altra parte si qualifica come un carabiniere, come un maresciallo dei carabinieri, no? La figura classica amata da tutta la cittadinanza, è chiaro che genera fiducia. E quindi purtroppo è avvenuto negli ultimi periodi, anche in questa provincia, che molti anziani sono caduti in questa rete, e di fronte poi alla richiesta magari di somme di denaro a fronte di un incidente patito da una propria figlia, da un proprio congiunto, si sono poi trovati di fronte delle persone alle quali hanno versato del denaro, ma così nell'immediatezza, istintivamente, solo per la paura e il timore di incorrere in sanzioni da parte delle forze dell'ordine, piuttosto che preoccupati appunto per le sorti del proprio congiunto. Anche qui il 112, la telefonata al 112, la segnalazione alle forze dell'ordine per chiedere se ovviamente queste circostanze si sono verificate, per sapere se veramente un maresciallo dei carabinieri della nostra organizzazione ha chiamato a casa, è fondamentale. Ecco, fra l'altro mi stava anticipando proprio la domanda, era questo, nel senso che purtroppo è difficile a volte dare i consigli a queste persone, perché sono persone anziane, quindi ovviamente si fidano in maniera chiara, insomma, delle persone che chiamano, ed è davvero difficile a volte cercare di dare consigli e dire magari non vi fidate, perché insomma è anche un'altra epoca, quella vissuta da loro, dove c'era probabilmente anche molto più sicurezza. Beh, intanto è fondamentale il ruolo, e per questo vi ringrazio sempre, degli organi di informazione, perché questa è una delle modalità per cui riusciamo ad arrivare nelle case di questi anziani, di spiegare che che si stanno verificando questo tipo di episodi, e quindi di elevare, diciamo, la soglia di attenzione. E poi non dobbiamo dimenticare anche che quando i nostri anziani rimangono vittime di questo tipo di reati, subentra veramente un stato anche di prostrazione psicologica, anche se vogliamo di così vergogna a raccontare quello che è successo, no? Perché credo che sia umano. Ecco allora che la nostra attività è sicuramente finalizzata a prevenire questo tipo di reati, ma anche nel momento in cui si verificano, a cercare veramente di favorire la denuncia e favorire il racconto degli anziani, che spesso appunto
per un senso di smarrimento spesso non sono così solleciti nel denunciare quello che è accaduto, spesso non lo raccontano subito ai propri congiunti, e noi invece dobbiamo assolutamente cercare di avere anche qui presto il massimo numero di informazioni, anche perché si tratta di soggetti che spesso colpiscono in una determinata zona, in un ristretto arco temporale, e poi si spostano in altre zone, cioè sono soggetti che hanno un'elevata mobilità. Fortunatamente, d'intesa con l'autorità giudiziaria, siamo riusciti in passato, riusciamo a intercettare questi malfattori, che molto spesso sono questi sì, ecco, organizzati, nel senso con ruoli e compiti ben precisi, quindi con coloro i quali si preoccupano di contattare le vittime e coloro i quali poi sono incaricati di riscuotere magari somme di denaro a domicilio. Anche qui chiaramente il consiglio, il suggerimento è di non aprire mai la porta a sconosciuti e di verificare bene, perché ripeto, nessun carabiniere non in divisa, privo di segni di riconoscimento, nessun poliziotto si reca nelle abitazioni dei nostri. Dunque, comandante, prima poi di salutarla, questo non sarà un periodo semplice nemmeno per voi, tante insomma le chiamate che purtroppo vi troverete insomma poi ad affrontare. Sì, è un periodo di grande impegno, cerchiamo di farlo quotidianamente, abbiamo, ripeto, possiamo contare su un dispositivo che anche nella provincia di Treviso ci vede veramente impegnati con un reticolato importante di stazioni carabinieri, che sono dei presidi sul territorio importanti, ai quali rivolgersi, ripeto, non solo per le denunce, ma anche, ripeto, per fornire quelle informazioni che a noi servono. Ecco, l'auspicio è che con questo dispositivo riusciamo a contrastare quella che è sicuramente una forma di criminalità che, come ho detto, è particolarmente odiosa, proprio perché va a colpire, diciamo così, la sfera privata, no? Le nostre abitazioni, i nostri luoghi di lavoro, quindi fondamentalmente che intercetta e interrompe la nostra vita quotidiana, e quindi va assolutamente prevenuta e contrastata. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi, speriamo insomma che questi consigli arrivino davvero alle persone, insomma non solo la massima attenzione da parte delle forze dell'ordine, ma anche la massima attenzione da parte dei cittadini a chiamare proprio il 112 in qualsiasi momento, quando si è anche solo, insomma la preoccupazione che ci sia qualcuno o una situazione diversa dal solito, e allertare immediatamente i carabinieri potrebbe davvero prevenire un furto o qualcosa insomma di più grave, un'aggressione in un'abitazione, quindi questo è fondamentale. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi. Prima della pubblicità, perché non vedo nessuna segnaletica, io andrei a Padova, perché dopo un'estate di passione esultano i multati del Velux di Cadoneghe. Ne abbiamo davvero parlato tantissimo nel corso dei nostri telegiornali. Oggi il giudice di pace ha annullato le prime 3 multe. Siamo molto emozionati, è una giornata incredibile. La prima buona notizia è arrivata. Questa mattina il giudice di pace del Tribunale di Padova ha annullato 3 multe del famigerato Velox di Cadoneghe. È stato accolto un primo ricorso di un cittadino che aveva ricevuto 3 multe per il valore di 700 euro e aveva perso numerosi punti della patente. Valentino Incianu, 33enne, operaio romeno di Campodarsego, eccolo sorridente all'uscita dell'ufficio del giudice di pace. Il gruppo dei multati esulta per questa vittoria e torna a sperare. Siamo veramente soddisfatti, perché fin dall'inizio avevamo colto che c'erano delle irregolarità e comunque mancava tutta l'informazione affinché i cittadini sapessero che in quel tratto erano stati installati dei Velox e che il limite di velocità era stato modificato sensibilmente. Il ricorso presentato dal 33enne multato mentre andava dalla suocera era motivato
causato dalla mancanza di segnaletica adeguata e dalla distanza del cartello al punto dove è posizionato il Velox. Noi da qui puntiamo quindi all'annullamento di tutte le sanzioni fino ad oggi elevate, al blocco immediato di tutte le notifiche che nel frattempo il Comune ha continuato a spedire ai cittadini. I ricorsi come quello di Valentino sono centinaia, i multati spesso se li sono scritti da soli senza rivolgersi ad avvocati. C'è un'indagine ancora in corso della Procura della Repubblica, dobbiamo ricordarlo, e soprattutto attendiamo a giorni ormai il deposito della perizia pro veritate di cui il Comune ha dato incarico ad un avvocato affinché analizzasse tutta la documentazione che ha portato all'installazione di quei 2 Velox. Diciamo che oggi è una giornata speciale e speriamo che in qualche modo tutto ormai diventi storia passata. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio, continuiamo con la cronaca dal Vicentino. Lonigo, morte di Davide Rebellin, il camionista che lo travolse, chiede di patteggiare, contraria la famiglia del campione di ciclismo. Il difensore del camionista tedesco, attualmente detenuto nel carcere di Vicenza, ritenuto responsabile per aver travolto e ucciso con il suo tir il campione di ciclismo Davide Rebellin ed essersi poi dato alla fuga, ha presentato formale richiesta di patteggiamento per il proprio assistito. Di conseguenza il giudice del Tribunale Berico ha revocato l'udienza avanti al giudice monocratico della sezione penale, dinanzi al quale aveva disposto il giudizio immediato dell'imputato, fissandone un'altra per il 7 dicembre, dove sarà valutata l'ammissibilità dell'istanza e la congruità della pena proposta, che sarebbe di 3 anni. Si sarebbe partiti da una base di 6 anni e mezzo, poi via via ridotti per gli sconti previsti dalla scelta del rito alternativo e da altri elementi, quali l'avvenuto risarcimento dei familiari della vittima. I congiunti del campione di ciclismo, assistiti per l'iter risarcitorio da Studio 3A Valore SPA e per la parte penale dall'avvocato Davide Picco, hanno preso atto della richiesta, ma ribadiscono tutta la loro contrarietà, auspicando, si legge in una nota, che la richiesta di patteggiamento possa essere rigettata. E ancora cronaca, in un'abitazione di Breganze, sequestrate dalla polizia centinaia di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi nascosti in un sottotetto, nei guai 2 fratelli. 132 tra fucili e carabine, 71 pistole di varie tipologie e 48 armi bianche con baionette risalenti alla prima e seconda guerra mondiale, tutto nascosto in un sottotetto. Un vero e proprio arsenale, quello sequestrato dagli agenti di polizia in un'abitazione di 2 fratelli a Breganze. Blitz, che per la sua complessità ha richiesto l'intervento anche della polizia provinciale e dei vigili del fuoco. Le armi infatti non sarebbero state custodite con i necessari e previsti criteri di sicurezza. Un'abitazione che secondo gli agenti sarebbe stata una vera e propria bomba d'orologeria. Le forze dell'ordine infatti, oltre a circa 200 munizioni, hanno sequestrato un considerevole quantitativo di polvere da sparo conservato in maniera impropria a rischio esplosione. Oltre al sequestro disposta dal questore di Vicenza Paolo Sartori e 2 fratelli, la revoca e il ritiro dei porti d'arma, delle rispettive licenze di tiro al volo, di collezionismo e di caccia. Ed ora vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio. Insomma, lo conoscete già, il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Dunque, sindaco, intanto parliamo di Halloween per capire com'è andata. Insomma, abbiamo visto tantissime chiamate al SUME, purtroppo di giovani che insomma avevano un po' ceduto nell'alcol, 2 fra l'altro anche in coma etilico. Si tratta sempre di giovanissimi. Com'è andata la situazione a Spresiano? Se ha un po' ha sentito di questa notte? Io alle 13 e qualcosa di oggi non ho avuto ancora notizie eclatanti a riguardo. Ho visto un paio di video postati in ordine magari a qualche bottiglia, qualche bicchiere abbandonato, ma si sta prima quasi a raccogliere che non a fare il video.
Detto questo, no, mi è parsa una notte piuttosto tranquilla, ma non lo dico ad alta voce perché ancora non ho appunto avuto rimandi, però di solito mi arrivano quasi seduta stante, per cui Spresiano pare bene. Ecco, Sindaco, fra l'altro abbiamo parlato proprio con il tenente colonnello Turrini che ci ha raggiunto qua poco fa, invece della questione purtroppo furti, raffica di furti davvero ovunque, non possiamo dire in una zona piuttosto che in un'altra, e abbiamo sentito insomma da Povegliano, Mogliano, Roncade, insomma tanti colpi, l'abbiamo sapete, bisogna prestare massima attenzione, ma è un fenomeno che sta crescendo, è in crescita, soprattutto poi in questo periodo che si avvicina al Natale. Ma, io francamente faccio sempre fatica a parlare. Un paio di settimane fa erano accaduti dei problemini anche a Spresiano. Sì, adesso non so dire se sia in crescita o meno. Forse adesso la gente è un po' più esasperata, perché credo che il fenomeno dei furti sia sempre stato piuttosto, diciamo, non dico fisiologico, ma comunque ci sia sempre stato. Molto spesso la gente non denunciava e quindi da quanto ci veniva detto magari i furti erano in calo, invece bisogna vedere il rapporto furti-denunce. Adesso la gente comincia ad essere esasperata della cosa, magari anche si evitava, non so, di fare la denuncia magari per il furtarello di poco conto, o magari ecco, si perdonava anche, no, un qualcosa che andava oltre il lecito. Oggi non si è più disposti a transigere e quindi magari le denunce sono di più, e chiaramente poi sappiamo bene che appena avviene tramite i social, tramite comunque la rete, si ha subito evidenza della cosa e quindi poi si tende anche ad amplificare molto il tutto. È un problema serio, è un problema che va affrontato, purtroppo le risorse sono quelle che sono e non sempre si riesce, ecco, ad arginare. Ecco, insomma, cambiamo argomento, abbiamo parlato insomma di cronaca fino ad ora, parliamo anche di un argomento che è importante, un convegno che ci sarà fra qualche giorno, il lunedì, e si parla di accessibilità e inclusione digitale nella pubblica amministrazione. Intanto che cosa cambierebbe, che cosa cambia e qual è l'obiettivo poi di questo convegno? Ma allora, si parla molto spesso di accessibilità, però tutti ne abbiamo una visione piuttosto concreta. Mi spiego, il marciapiede, la barriera architettonica per esempio sul marciapiede, che è importantissima, ci mancherebbe altro, anche perché poi ricordiamo che se si eliminano le barriere architettoniche e se si rende accessibile un paese, ne trae vantaggio sia chi è affetto da una disabilità, sì, sia chi è normodotato, perché questa è una frase tipica, no? È un detto tipico che, quindi se il paese è a misura di disabile, lo è ancora di più a misura di normodotato. Certo. Detto ciò, noi abbiamo questo tipo di visione sull'accessibilità. In realtà vi è anche l'accessibilità digitale, che è altrettanto importante. Nel momento in cui uno si interfaccia con una nuova realtà, oggi come oggi lo fa tramite il telefonino, certo, piuttosto che tramite il computer. Il sito del Comune di Spresiano, andiamo a vedere cosa fa Spresiano questo fine settimana. Ecco, se il sito risulta, faccio l'esempio del sito, risulta di Spresiano, risulta facilmente accessibile anche a chi ha una disabilità, mi riferisco per esempio a un ipovedente, che magari con i colori del sito non riesce a percepire quello che c'è, oppure con il font. Ecco, io ho scoperto tramite Paolo Berro, che è uno dei relatori ed è colui il quale ci ha aperto la mente su un certo tipo di accessibilità. Non vi sto a dire il curriculum di Paolo, ma insomma, magari avrete modo anche di Lo abbiamo anche insomma, intervistato più volte, e insomma un po' il suo cavallo di battaglia, sì, quello che lui ha sempre cercato di... È un apripista in tal senso. In questi progetti importanti. Però ecco, con il centro studi che ho l'onore di presiedere e con l'associazione Comuni invece che presiede Paola Roma, abbiamo deciso insomma, di rendere così partecipi anche tutti gli amministratori della marca in ordine appunto a questo tipo di accessibilità. A me ha, stavo dicendo, colpito
quando Paolo mi ha fatto vedere la differenza tra un font e l'altro, e per esempio una cosa che tutti quanti quotidianamente noi normodotati, diciamo così, ma non per fare differenza, Certo. ci mancherebbe, non è discriminante sta cosa, ecco. Ma nel momento in cui noi vediamo la L e la I maiuscola, che sono identiche, no, nel font che siamo abituati ad adoperare, per noi sì, vabbè, ok, ci si arriva, ma provate a pensare, no? E quindi mi hanno fatto vedere che c'è un font proprio che è stato creato per evitare anche questo tipo di incomprensione, no? Quindi ecco, è un argomento molto interessante. Ecco, nell'introduzione, insomma, leggo qua un primo appuntamento per capire che le barriere non sono solo fisiche e per interrogarci su cosa significhi parlare di una cultura dell'accessibilità. La marca, com'è secondo lei? A che punto è arrivata su questo fronte? Ma io credo che si avrà molto da fare, ma non perché non abbiamo voluto, perché forse ce ne siamo resi conto un po' tardi, ma credo che a livello nazionale siamo tutti un po' nella stessa situazione. C'è chi magari ha investito di più nella digitalizzazione e magari si è trovato ad avere a che fare anche con questo tipo di problematica prima, però non mi pare, ecco, che ci siano stati slanci in avanti, ecco, in tal senso. Quindi c'è ancora molto da fare? Ma secondo me, allora, il molto da fare dipende no, è relativo da quanto uno pensa sia il molto. Io credo che ci sia solamente da mettersi in linea, anche perché poi dopo qui, appunto, le fughe in avanti sarebbero servite a poco, perché deve essere fatto un progetto che sia il più omogeneo possibile e anche che abbracci tutti e che sia appunto senza troppe differenziazioni, ecco, tra un ente e l'altro, perché attenzione, non si parla solamente di enti pubblici ma anche chiaramente gli enti privati, piuttosto che chiunque abbia un sito internet in questo caso, ma anche perché poi ne trae vantaggio, cioè, diciamocelo pure, significa avere anche più fruitori, oltre, insomma, a livello etico essere sicuramente un punto di forza. Ecco, vogliamo ricordare l'appuntamento, insomma, di questo convegno che è importante. Sì, è quando sarà? Il 6 novembre, adesso sbaglierò l'ora sicuramente, non so se sia alle 9:30 o alle 10. Alle 10. Ecco, alle 10, vabbè, però se arrivate alle 9:30 è meglio, che così. All'Auditorium sì, del Sant'Artemio. Dunque questo è l'appuntamento importante. Grazie invece che mi hai dato la possibilità di... No, è importante perché insomma noi siamo abituati a parlare di accessibilità, di inclusione, però poi insomma forse davvero bisogna fare di più per dare una mano, per cercare di superare queste barriere. Assolutamente sì. Ecco. Ne parliamo molto spesso, magari non ci rendiamo conto che a me non sembra una cosa trascendentale questa, però io non ci avrei mai pensato. E invece se penso magari a chi non ha una fruibilità così diretta, magari anche con questo tipo di sistemi, dici caspita, perché non ci ho pensato prima? Vi ricordo poi, fra l'altro, adesso ne parleremo però anche, non della messa, ma parleremo però di come sta andando questa giornata, questa festa Ognissanti. Vi ricordo che alle 15 Antenna 3 manderà, su Antenna 3 ci sarà in onda, in diretta, la Santa Messa della solennità celebrata dal Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, in diretta dall'Oratorio di Santa Maria della Conciliazione all'interno del cimitero di Mestre. Poi a seguire ci sarà la commemorazione dei defunti con la recita itinerante del Rosario nel Camposanto di Mestre e la benedizione finale impartita dal Patriarca, dunque alle 15. Prima, subito dopo questa diretta, quindi fra pochi minuti, un quarto d'ora, ci sarà in diretta dal cimitero di Mestre il nostro Lucio Zanatto per un viaggio della memoria, quindi con lui per questo viaggio fino alle 15 con poi ve lo ricordo, la diretta. Oggi insomma è una giornata, diciamo, insomma,
importante, non so, un termine anche sbagliato, in realtà importante, però c'è preoccupazione, avevamo sentito dai cittadini nei cimiteri, sempre torniamo a parlare un po' dei furti o di atti vandalici. Sono successi, li abbiamo visti purtroppo anche nel comune di Spresiano. Questa è una giornata, insomma, per cui qualche cittadino è più preoccupato, dice, se si va in cimitero si lasciano le borse magari in macchina, o adesso come sta andando? C'è qualche sentore? Comunque la tensione ovviamente è massima anche da parte delle forze dell'ordine, l'abbiamo sentito. Assolutamente sì, il territorio è presidiato, però è vero anche che questa è una giornata particolare. Sì, però ecco. non facciamo troppo allarmismo, cioè, No, sì, certo. stiamo attenti, magari ecco, evitiamo di lasciare le borse in macchina quando si va a salutare i propri cari, cerchiamo di avere qualche accorgimento in più, ecco, però sì, è una giornata particolare, ma può succedere in qualsiasi giorno, ecco, anzi, forse oggi c'è più gente a casa rispetto a un giorno feriale in cui la gente va anche al lavoro e magari lascia le proprie cose incustodite, per cui ecco, magari c'è anche più gente in giro. Adesso non voglio assolutamente banalizzare la cosa perché è lungi da me, però ecco, l'importante è che ci sia un mutuo soccorso e che se si vede qualcosa che non va si prenda il telefono, si chiamino prima le forze dell'ordine, poi comunque si avvisi chi c'è lì attorno, poi magari anche il post su Facebook, quello fatelo dopo, ecco, prima chiamate i carabinieri e le forze dell'ordine. Questa era una delle cose di cui abbiamo parlato prima proprio con il colonnello Turrini. Io ho salutato il colonnello fuori in corridoio, quindi non so neanche di cosa... Ecco, si diceva proprio di questo, insomma, giusto segnalarlo nei social perché così lo sanno tutti, però insomma, prima di segnalarlo, insomma, allertare le forze dell'ordine, questo è fondamentale. So che siano stati anche atti vandalici, era questo un po'... Sì. Poi sono stati, perché poi ci siamo persi, ma erano stati identificati i responsabili? Assolutamente sì, di solito si identificano abbastanza facilmente. Perché ricordiamo, sono zone comunque dove c'è anche... Ma sì, ma c'è la videosorveglianza, la videosorveglianza, ecco. Però dopo, guardate, anche senza la videosorveglianza si riesce. Diciamo che noi sindaci e anche la polizia municipale ha imparato a fare gli interrogatori, tra virgolette, no? Che portano le confessioni, ecco. Molto spesso si tratta anche di ragazzini, ecco, che fanno queste bravate, che tanto bravate non sono perché sono veri e propri piccoli reati, diciamo così, sì. Che poi non so a cosa portino, ecco, qualcuno dice per noia? Ma no, la Dice noia, no. Non lo so, secondo me sono proprio quelle cose, no, che uno dice guarda io che bravo che sono e fai ste stupidaggini qua. Sì, ci sono state, c'è gente che va a rubare i fiori, certo. Adesso ne avrei da raccontare, ma vedo che la cosa è piuttosto generalizzata, no? Certo. No, ecco, io credo che allora al di là di tutto, credo che quando si parla dei morti si deve avere un estremo rispetto, quindi andrebbe evitata qualsivoglia anche gesto all'interno del cimitero, per quanto mi riguarda. Però ecco, anche lì diciamo che riusciamo a contenere i problemi grossi. Noi sindaci ce li abbiamo perché magari abbiamo i cassonetti fuori pieni, la gente si arrabbia perché non riesce a cambiare i fiori, cioè c'è anche un tipo, ecco, di problematica collaterale che poi dopo qualche insolenza ce la prendiamo anche per queste cose qua, ecco. Si parlava, sindaco, una volta identificati, come riuscire insomma, a far capire a questi giovani, perché poi lo ha detto lei, sono soprattutto giovanissimi, le persone, insomma, i responsabili di questi atti vandalici, che sono comunque dei reati veri e propri. Qualcuno diceva, insomma, far sistemare il cimitero, fargli fare insomma qualche ora socialmente utile, diciamo, ecco, mettiamola così. Io sarei molto a favore di questo tipo di concambio. Il problema è che non è così facilmente realizzabile. Perché comunque soprattutto quando si tratta di minori bisogna stare attenti, no? Perché poi diventano riconoscibili, poi dopo si rischia di discriminare.
E in secondo luogo perché c'è tutta una parte assicurativa e anche proprio di diritto del lavoro che non è di così semplice soluzione. Se un ragazzino, mentre mi sta facendo il lavoro socialmente utile per questo tipo di si fa male, voi dite vabbè, rientra nell'assicurazione del comune. Non è proprio così automatica quella cosa. Quindi andrebbe studiato un qualcosa, strutturato un qualcosa. Guardate, adesso come adesso i 3/4 di quelli che fanno questo tipo di azioni, quando dici va bene adesso vado dai tuoi genitori, già diciamo che si cospargono il capo di cenere. L'altro quarto, niente, si cerca di indirizzare anche con dei progetti appositi, quindi facendoli rientrare, e qualcuno la capisce anche così, poi c'è quello invece che è recidivo e niente, quello lì poi dopo 9 volte su 10 quando ha 16 anni si becca la denuncia e magari si fa anche. E poi parleremo anche di minori. Parliamo dei cimiteri. Guardate cosa è successo ad Arzignano, nel Vicentino, dove hanno installato nuove telecamere nel parcheggio e servizio di sorveglianza addirittura privata dal 31 di ottobre fino al 2 di novembre per il ponte di Ognissanti, all'insegna proprio della sicurezza. Questo proprio perché è una problematica che si sente con l'arrivo dei cittadini che ovviamente vanno a trovare i propri cari. C'è più gente quindi nel cimitero, a volte insomma magari anche l'anziano lascia la borsa incustodita anche addirittura nelle biciclette e questo poi scaturisce in un furto. Quindi andiamo a vedere il servizio, che cosa insomma ha deciso l'amministrazione di Arzignano. Controllo e sicurezza. Attenzione rivolta soprattutto a tutela degli anziani in un'area, quella del cimitero, frequentata, specie in questi giorni di festività, da chi va a rendere omaggio ai propri cari. Da qualche giorno sono state installate al parcheggio del cimitero di Arzignano 3 nuove telecamere di ultima generazione in collegamento con la centrale operativa della polizia locale, che consentono di monitorare e prevenire eventuali atti di vandalismo. Inoltre, per aumentare la sicurezza nei giorni di maggior afflusso, in occasione della Fiera dei Santi, è stato predisposto un servizio di security dalle 9 alle 18 fino a giovedì 2 novembre. Abbiamo ascoltato le richieste dei cittadini e abbiamo installato 3 telecamere in questo parcheggio antistante il cimitero comunale. Questo per vigilare e rendere più sicuro il parcheggio. Un altro importante investimento in sorveglianza per la nostra città. Un investimento di oltre 20.000 euro per garantire sicurezza e tranquillità alle persone che giustamente vogliono essere serene quando parcheggiano le auto nel cimitero. Dunque insomma ci si sta attrezzando anche per questo e fa un po' pensare di dover avere insomma della vigilanza privata in un luogo insomma sacro, possiamo dire, come quello insomma di un camposanto, eppure si arriva addirittura anche a questo proprio per garantire la sicurezza ai cittadini. Sì, però non fatevi parlare di questa cosa perché io francamente la trovo più una, non lo so, cioè è continuativa o si fa solo questi 3 giorni qua? Pare solo questi 3 giorni qua. Quindi domani perché magari c'è più affluenza, okay, però sindaco. Se domani uno va, allora è in base all'affluenza, la discriminante è l'affluenza. Quindi io se decido di non andare oggi perché c'è troppa gente, vado domani mi rubano la borsa, sono mona perché sono andato quando c'era meno affluenza. Non lo so, credetemi, faccio fatica a dire sì è giusto o non è giusto. È chiaro che uno dice beh do più sicurezza, però è una sicurezza temporanea e talvolta le cose accadono quando si pensa di averne meno bisogno, quindi non lo so. Io devo essere onesto, se oggi decidessi di andare a rubare in una macchina difficilmente andrei in un cimitero, perché comunque c'è un via vai di gente, ti vedono se scassini la macchina, c'è anche più possibilità di essere, ma penso io non ho mai rubato in una macchina, quindi non so dirti, ecco, però non lo so. Sindaco, prima di chiudere poi, perché come abbiamo detto lasceremo la linea al nostro Lucio Zanato che si trova nel cimitero di Mestre,
Abbiamo insomma parlato anche nelle scorse edizioni, anche nei telegiornali, di un problema non da poco, ci dicevano tutti i sindaci, che è quello dei tagli al bilancio, tagli ai comuni, e insomma abbiamo sentito proprio di recente alcuni sindaci che dicevano non vogliamo tagliare il sociale, però a quel punto saremo costretti a dover alzare o ritoccare qualche imposta. Lei si è fatto un'idea di che cosa? Perché adesso si attende, ma insomma quella sembra la strada. Allora, io sarò atipico anche di mio, però l'anno scorso io ho dovuto fare delle scelte che sono andate un po' contro anche a quello che avevo idea di fare io, e la minoranza chiaramente, probabilmente perché non studia, ma non importa, ha attaccato così, senza remore. In realtà alcuni sindaci, ecco, questa cosa qua se la sono trovata già di fronte l'anno scorso, perché magari hanno avuto la rinegoziazione degli appalti, hanno avuto l'aumento dell'energia e invece magari qualcun altro aveva fatto dei contratti che prevedono un pagamento, una quota fissa per tot anni. Quindi diciamo che ogni anno c'è una schiera di sindaci che è costretta a prendere delle decisioni. Io francamente, prima di tagliare il sociale, penserei a... No, il sociale è quello che non si taglia. Ecco, no, era proprio alzare in realtà... per non tagliare il sociale. Per non tagliare il sociale. Però non so, sembra quasi una... In realtà, il sociale deve essere strutturato, però vi dico, io ho 8 anni che lavoro per il sociale e devo dire che sono anche molto soddisfatto, ecco, di quello. Però ecco... Capisco che si debba sempre fare, fare un po' così, insomma, dire quello che succede, però ci si rimbocca le maniche e si cerca di fare nel miglior modo possibile. Gli strumenti comunque ci sono. Ecco, un po' l'idea di dover ritoccare qualche imposta, tipo l'IMU della seconda casa, allora, questa... Ma vedete, ma lì dovrebbe essere cambiato a monte. Noi l'IMU, guardate, in pochi lo sanno, proprio tanta gente parla e pensa che sia... dell'IMU sui capannoni industriali, perché ricordiamoci prima casa, e quindi tutto quello che non riguarda la prima casa al comune rimane mi pare meno del 20% o circa il 20% di quella che è la quota versata, il resto va tutto quanto a Roma, per cui ecco, basterebbe solamente lavorare su quel tipo di percentuale e forse ecco, qualcosa già si risolverebbe. Dico anche che comunque le scelte spesso sono impopolari, il sindaco è chiamato a farle e ci sono comunque anche tanti cittadini che capiscono bene le situazioni e non... Poi dopo ci sono sempre quei 3-4 che... Però, sindaco, ci si aspettava, perché qualche sindaco dice no, un fulmine a ciel sereno, questo taglio ai comuni? Allora, guardate, io ancora non ho ben chiaro quanto sia il taglio, perché in realtà poi anche l'anno scorso, quando non dovevano esserci delle risorse, ci sono state date, anche col famoso fondone, insomma, e la quota energia per far fronte agli aumenti c'è stata data. Per cui ecco, non ho ancora ben chiare, però i bilanci comunali, compatibilmente e anche proporzionalmente a quelli che sono i tagli, hanno delle possibilità. Direi che vale la pena prima vedere effettivamente quello che è, prima farlo bene, ecco, il bilancio, e non stracciarsi le vesti prima ecco, di aver visto, perché guardatemi, non voglio sembrare quello che, però sento tanta gente che magari ecco, per 100-120 mila euro dice no, non faccio investimenti per 5 milioni, piano, gli slogan non fanno bene, non fanno bene a nessuno, ecco. Noi siamo quasi in chiusura, fra poco, ve lo ricordo, ci collegheremo con il nostro Lucio Zanato che si trova nel cimitero di Mestre e, alle 15, lo ricordo ancora una volta, ci sarà la messa celebrata dal Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, però ci è giunta veramente da pochissimi minuti una notizia che davvero mai avremmo voluto sentire, una notizia qui in redazione.
È venuto a mancare Don Davide Schiavon, direttore della Caritas di Treviso. Doveva presentarsi alle 10:30 per celebrare la messa a San Pio X, non è arrivato. Don Adelino, titolare delle parrocchie, quindi ha tentato di contattarlo telefonicamente, poi si è recato subito in Caritas dove Don Davide Schiavon stava dormendo, ha forzato la porta e purtroppo lo ha trovato privo di vita. Questa notizia che ci è giunta in redazione. Fra l'altro Don Davide Schiavon, lo ricordiamo, era stato anche premiato come trevigiano dell'anno qualche anno fa. Proprio prima di chiudere con la pubblicità, con il meteo, Sindaco, una notizia davvero che fa davvero male questa. Intanto mi unisco al dolore dei familiari e anche di tutti i parrocchiani e gli amici, perché persona conosciutissima, tra l'altro anche giovane, quindi mi lascia interdetto, ecco, la notizia. Un grande uomo che stava facendo un grandissimo lavoro e anche con le amministrazioni ha sempre avuto un rapporto schietto. Rimango davvero una persona insomma, che si è davvero spesa per gli altri, una persona che ha aiutato tantissime persone. Per gli altri, ma per i meno fortunati tra gli altri. Quindi, esatto. Mi lascia senza parole e non so francamente cosa aggiungere. Sicuramente perdiamo una figura di riferimento tutti quanti. È un duro colpo per la comunità trevigiana, assolutamente. Ecco, noi lo ricordiamo, purtroppo chiudiamo questa nostra edizione con questa notizia che non avremmo voluto darvi. Purtroppo è mancato proprio questa mattina Don Davide Schiavon, direttore della Caritas di Treviso. Si sanno davvero ancora poche notizie. È stato trovato da Don Adelino, lo ricordiamo, in Caritas dove lui dormiva. Davvero una ferita per tutta la marca trevigiana, una persona molto conosciuta, una persona che si è spesa, come dicevamo con il sindaco, per i più deboli, per le persone più fragili, una persona che davvero accoglieva tutti in Caritas e cercava di aiutare davvero tutte le persone, anche tutte le famiglie in difficoltà. Vogliamo ricordarlo anche premiato come il trevigiano dell'anno. Ovviamente cercheremo di ricordarlo nel modo più giusto nel corso dei nostri telegiornali di questa sera a partire dalle 19:30. Vi ricordo, intanto ringrazio il sindaco per essere stato davvero con noi e per aver, insomma, grazie a voi. Purtroppo dovuto commentare anche questa notizia che, ripeto, è una ferita per la marca trevigiana. E vi ricordo, fra qualche minuto ci collegheremo con il nostro Lucio Zanato dal cimitero di Mestre, e alle 15 ancora una volta vi ricordo andrà in onda la Santa Messa della Solennità di Ognissanti celebrata dal Patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Ora il meteo, qualche istante di pubblicità e poi ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanato. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Lo scenario meteorologico resta movimentato anche nel giorno di Ognissanti. Novembre al via con tempo instabile. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì. Sul Veneto avremo iniziali foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle, ma in progressivo dissolvimento. Lasceranno spazio ad una mattinata in prevalenza soleggiata. Nel pomeriggio poi tendenza ad aumento della nuvolosità sulle zone montane e pedemontane in particolare. In serata qualche piovasco sparso. Temperature in lieve calo, minime sui 3-11 gradi, massime comprese tra 16 e 18 all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo ampie schiarite inizialmente, anche in questo caso a seguire più nubi e dentro sera saranno possibili delle precipitazioni. Temperature minime tra 8 e 14 gradi, massime sui 17-20 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in mattinata sarà più soleggiato, poi con il passare delle ore non è escluso qualche fenomeno. Temperature minime intorno ai 2-5 gradi, massime sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Siamo tornati in studio, lo avevo annunciato prima, ci colleghiamo subito con il nostro Lucio Zanato dal cimitero di Mestre per un viaggio della memoria. Lo vedo già sullo schermo. Lucio, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. È un giorno, potremmo dire, non buono dopo la notizia che hai dato. Ecco, Davide Lucio, Schiavone è venuto a mancare questa mattina. Dimmi. ecco Lucio, proprio questo, volevo insomma un ricordo di una persona conosciuta, l'abbiamo detto più volte, Davide Schiavone, il direttore della Caritas, trovato purtroppo senza vita nella sua camera, la Caritas di Treviso. Una notizia, abbiamo detto, che insomma davvero mai avremmo voluto dare, Lucio. Sì, non avevo mai voluto dare, anche perché Don Davide è veramente un pilastro della Caritas trevigiana ed è conosciuto anche dalle altre diocesi. Sono qui con Don Marco Zane, stavamo commentando prima dell'inizio della diretta proprio questa persona è venuta a mancare. Racconteremo magari più tardi chi era Don Davide, però per un religioso, al di là del grande dolore che si viene a mancare, c'è quella che noi laici diciamo la speranza. Sì, allora, per chi non crede, chiaramente quando manca una persona si sperimenta il mistero della morte. Il mistero della morte per gli esseri umani è sempre un dramma che tocca le corde più profonde del nostro essere e della nostra vita. Per i cristiani noi sappiamo che la morte non è l'ultima parola, perché noi siamo discepoli del risorto e questa non è una magra consolazione. La speranza cristiana non è una sorta di consolazione in attesa di un qualcosa che forse verrà, ma è la consapevolezza che la forza della risurrezione opera nella storia, che Gesù ha già vinto sul peccato e sulla morte e che dunque anche l'esperienza della nostra morte fisica, biologica, non è l'ultima parola. È l'inizio, semmai, di un ulteriore cammino in attesa della resurrezione finale, cioè nel giorno in cui tutti risorgeremo dalla morte e chiaramente entreremo in una dimensione anche della nostra vita corporale totalmente nuova, che è quella appunto del risorto, è l'esperienza di un'umanità e di una corporeità totalmente trasfigurata. Questo è quello che noi crediamo e viviamo in attesa di questo, ma nella consapevolezza che Cristo ha già sconfitto il peccato e la morte e che dunque già questa nostra esistenza terrena, per quanto segnata da fatiche, da drammi, da dolori, da croci, è un'esperienza dentro alla quale già opera la forza di nostro Signore Gesù Cristo e che quindi stando insieme a Cristo possiamo trasformare tutte le esperienze della nostra morte, anche non solo l'esperienza proprio della morte in senso biologico, ma tutte quelle esperienze di fragilità e di morte e di povertà umana in un'occasione nella quale la forza dell'amore di Dio può trionfare. I santi ci testimoniano questo. Non a caso oggi celebriamo qui in Cimitero a Mestre la messa della solennità di tutti i santi e i santi sono coloro che hanno vissuto, sono stati un Vangelo vivente e hanno vissuto della risurrezione di Cristo. Tra l'altro, Don Marco, dicevi che non è un caso che Gesù abbia chiamato a sé nel giorno di ogni santi Don Davide, che si è speso veramente da sempre per gli ultimi. Ma, noi possiamo dire che il Signore non fa mai le cose a caso, d'accordo? Il Signore sa
perché devono avvenire certe cose, cioè la nostra esistenza è sempre portata per mano dal Signore. Luciani citava spesso da patriarca quel passaggio che però è tratto dal profeta Isaia, secondo il quale lui forse lo riproponeva in modo un po' semplificato, ma secondo il quale il Signore porta il nostro nome scritto sul palmo della sua mano, e diceva Luciani è un po' come se il Signore tenesse le nostre fotografie nel suo salotto, come fanno le nostre mamme e le nostre nonne, d'accordo? E noi siamo portati per mano dal Signore e dobbiamo crescere in questa consapevolezza di fede, perché questo dà senso anche a tutti i momenti di prova e di smarrimento che la vita ci presenta. Noi abbiamo fatto un viaggio, anzi in realtà 2 viaggi all'interno di 2 campisanti, uno dell'isola di San Michele a Venezia e l'altro invece a Treviso a San Lazzaro. Da laico sono andato a vedere insieme a Lorenzo Maier il cimitero, le persone, mi ha colpito molto il fatto che comunque si cerca una certa fisicità, cioè si va nella tomba di Igor Stravinsky e si mette la conchiglia del viaggiatore, si va da Elenio Herrera e si mette la sciarpa della squadra, certo. Però c'è bisogno di fisicità in questo momento, siamo esseri umani. Sempre, non dimentichiamoci che noi siamo fatti di anima e di corpo, il corpo è importante, ha una sua dignità, non dimentichiamo che noi cristiani professiamo che il Verbo di Dio si è fatto carne e come diceva Tertulliano, la nostra carne è il cardine della salvezza, quindi il corpo ha la sua dignità. Per questo anche nel rito delle esequie, quando si celebrano le esequie appunto di un cristiano, di una cristiana, il corpo viene anche incensato, viene onorato con l'incenso. Il corpo ha la sua dignità, perché il corpo è il luogo dove si vive, si sperimenta la salvezza, no? E noi appunto nel credo ogni domenica, quando viviamo la celebrazione comunitaria della messa, celebriamo e professiamo, nella nostra fede professiamo queste parole, che noi attendiamo la risurrezione dei morti, e quando usiamo il credo cosiddetto degli apostoli diciamo che crediamo nella risurrezione della carne, cioè che questo nostro corpo risorgerà, certamente con una corporeità trasfigurata dal mistero della risurrezione, però certamente il corpo ha questa sua sublime dignità che va celebrata, e l'essere umano ha sempre espresso nella sua storia anche il bisogno di segni che possono parlare e che possono esprimere anche concretamente anche l'affetto e il legame nei confronti di una persona. Però tutto questo ha una sua continuità anche con la rivelazione cristiana. Bene, Don Marco, adesso noi nell'attesa che arrivi il Patriarca, ricordo alle 15 ci sarà la celebrazione qui all'interno del cimitero di Mestre. Ridiamo la linea a Daniela che è in studio perché possa lanciare questo documentario che dura circa 30 minuti, un viaggio con Lorenzo Maier, ma soprattutto con chi ha lasciato un'impronta, e questa impronta rimane all'interno dell'isola di San Michele. A te Daniela per i saluti e naturalmente per lanciare il primo documentario, poi noi ci rivedremo qui per lanciare invece il secondo. Grazie davvero a Lucio Zanato, come vi ha anticipato, insomma un documentario della memoria, un documentario realizzato insomma dal nostro Lorenzo Maier, quindi lo seguiamo, lo vediamo insieme, poi la linea tornerà nuovamente al nostro Lucio Zanato per un secondo documentario, per arrivare poi, vi accompagnerà fino alle 15 quando ci sarà davvero la Santa Messa della Solennità Ogni Santi celebrata dal Patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Quindi il documentario. Io vi ringrazio, arrivederci. Venezia, città immortale, fatta però di gente mortale. E allora ci siamo spostati qui all'isola di San Michele, che è il cimitero di Venezia. Un cimitero dove riposano persone semplici ma anche grandi personaggi. E allora vogliamo vedere chi qui ha lasciato un'impronta, e lo facciamo grazie a Lorenzo Maier, il collega Lorenzo Maier. Lorenzo, grazie a te riusciamo ad entrare con le telecamere qui, perché non è facilissimo entrare con le telecamere, mentre si può passeggiare tranquillamente in tutto il momento dell'anno. Non è facilissimo perché c'è un'ordinanza comunale, perché ovviamente vanno chieste tutte le autorizzazioni, ma
il nostro è un servizio importante e quindi non abbiamo avuto nessuna difficoltà a poter entrare in questo luogo che è un po' il simbolo della memoria di Venezia. Allora, intanto ringraziamo l'amministrazione che ci ha permesso tutto questo, ma la facciamo tu ed io questo viaggio, no? Siamo accompagnati da due ciceroni o da due caronte, meglio si può dire così, che sono Renzo De Antonia, presidente di un'associazione che poi scopriremo, e Marco Tosò Borella, divulgatore culturale. Ricordiamo poi anche che ci troviamo qui all'ingresso del cimitero e che è una tradizione veneziana che è stata ripristinata recentemente, che per tutti gli anni 50 continuava, che per i giorni dei santi e dei morti veniva allestito un ponte di barche proprio per permettere ai veneziani, ma anche alle persone della terraferma e da fuori città, di venire a visitare il cimitero senza dover affrontare un tragitto in vaporetto. Questa tradizione è stata recentemente ripristinata dall'amministrazione nel 2019, poi c'è stato il Covid e la pandemia e quindi si è interrotta. Possiamo già dirvi che il prossimo anno verrà riproposto nuovamente questo ponte e verrà riproposto nel 2024 e anche nel 2025 in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica che è stato proclamato da Papa Francesco. Allora andiamo? Andiamo. Ma inquadriamo questo cimitero all'interno della città, di questa città unica al mondo? Allora, noi ci troviamo su un'isola, Venezia è fatta di isole e anche il cimitero non può che essere un'isola. Le prime notizie su questo luogo risalgono all'anno 1000, quando si sa che c'era una piccola cappella dedicata a San Michele. Il convento vero e proprio invece risale ai primi del 1200, è un convento camaldolese. La situazione però era completamente diversa da quella di oggi. Infatti il cimitero oggi è l'unione di due isole, San Michele e San Cristoforo. Nella pianta del De Barbari, che risale al 1500, noi possiamo vedere San Michele più vicino a Murano, infatti il convento si chiamava San Michele de Muran, e invece San Cristoforo, anch'esso un convento ma di suore, è stato per un breve periodo convento e poi invece un ricovero per donne e ha avuto vicende travagliate. Cosa succede poi? Succede che il signor Napoleone decide che i cimiteri che prima erano dentro la città, infatti a Venezia ne troviamo Calle dei Morti, Val Cimitero, eccetera, 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 decide che i cimiteri devono essere fuori dalle città per motivi igienici. E questo anche per Venezia. Fa anche un'altra cosa però, fa le indemaniazioni, cioè acquisisce allo Stato le proprietà della Chiesa. I conventi in grande parte vengono chiusi e anche questo convento all'inizio del 1800 è chiuso. Allora per capire qualcosa dobbiamo unire le due questioni. Cimiteri fuori dalla città, chiusura del convento. Si decide di fare il nuovo cimitero in quest'isola. Poi Napoleone se ne va, arrivano gli austriaci, ma non è che cambiano le disposizioni napoleoniche, quelle rimangono. L'isola di San Michele però è troppo piccola per farne il cimitero, per cui le due isole, San Michele e San Cristoforo, vengono unite, viene interrato questo spazio che era chiamato la Cavana de Muran, perché era il riparo, il nord è qua, quindi qua le barche che da Venezia andavano a Murano erano al riparo dei venti. Ecco, voi siete qui, questa associazione, due parole per presentarla e raccontarla. Allora, noi siamo qui, ho detto, dal 2008, ma l'associazione risale a molto prima. Da un'esperienza scolastica fatta alla scuola Calvi di Castello, dove si faceva un vino che si chiamava Calvino, ovviamente. Era un vino orribile, era un
gioco per i bambini, per vendemmiare, per pigiare l'uva con i piedi, eccetera, eccetera, eccetera. Queste origini scolastiche continuano ancora oggi, nel senso che noi ogni anno lavoriamo con circa più di 600 bambini delle scuole, degli asili, con i quali adottiamo le aiuole che stanno intorno alla scuola, e delle elementari con un programma che va dalla prima alla quinta con esperienze diverse. E a proposito di bambini giardini, qui dove siamo? Qui siamo nell'orto dei novizi del vecchio convento. Quando si faceva un convento, prima di tutto mettevano l'ulivo, infatti là in fondo abbiamo un ulivo, e la vigna, i due simboli cristiani. Ma i frati avevano un'economia di sussistenza e non gli bastava l'olio, anche se era importante sia per l'illuminazione che per consumo normale, diciamo, o il vino, ma dovevano avere anche da mangiare, e quindi qua avevano l'orto, dietro là in fondo avevano le galline, i maiali, quindi era un'economia di sussistenza. Oggi noi facciamo un orto di erbe aromatiche per i bambini delle scuole, non usiamo più come orto, usiamo invece la vigna, produciamo il nostro vino, un vino assolutamente naturale. No, non lo chiamiamo più Calvino, ormai non siamo più alla Calvi. Qui il vino di qua lo chiamiamo San Michele in purezza. Poi abbiamo alle Vignole una vigna nella quale facciamo il turgide vignole al vento, e una vigna a Sant'Elena, sempre conventuale, a fianco della chiesa di Sant'Elena, dove facciamo il Sant'è. Ecco, lì vediamo delle finestrelle. Che finestrelle sono? Quello è il vecchio convento. 100 celle, completamente abbandonato dal 2008, anzi direi in gran parte da prima del 2008, perché i 3 frati rimasti si erano rifugiati in una piccola parte del convento. E oggi niente, è in completo abbandono. Qui il nostro sogno sarebbe che venisse fatta una sezione laguna della Biblioteca Marciana o dell'Archivio di Stato. Infine c'è questo Atlante. E che cosa racconta questo Atlante? E soprattutto perché è qua? Allora, è una delle glorie di questo convento. C'era una bellissima biblioteca che poi è andata dispersa, e nel convento, nella prima metà del 400, c'era un signore di nome Fra Mauro, il quale ha realizzato questa mappa del mondo che voi vedete. La mappa, quella vera, è in Biblioteca Marciana, questa è una riproduzione 1 a 1. L'interessante è, il Fra Mauro non si è mai mosso da Venezia, quindi come ha fatto a fare sta roba? Lui andava al porto, parlava con i marinai e si faceva raccontare quello che avevano visto, si faceva dare i portolani, in tutte le navi c'era qualcuno che disegnava per mettere dei punti fermi dove si poteva ripararsi in caso di brutto tempo, dove c'era l'acqua, eccetera, no? E lui si faceva dare queste carte. Da queste ha cercato di ricostruire, c'erano già dei mappamondi più vecchi, ha cercato di ricostruire il mondo. Qui siamo alla metà del 1400, ovviamente prima della scoperta dell'America. Infatti non c'è l'America, tantomeno l'Australia. Il povero Fra Mauro ha fatto tutto sto grande lavoro per ritrovarsi poi, dopo pochi anni, con una pianta che era diventata obsoleta. Una volta scoperta l'America, è tutto sbagliato, quello che ha fatto Fra Mauro è tutto sbagliato. Ma c'è poi un'ultima particolarità. Sì. Questo è il paradiso terrestre. Si chiama paradiso terrestre perché? Perché è sulla terra, mentre Fra Mauro lo pone fuori. Generalmente il paradiso terrestre era collocato in zone soprattutto sconosciute, più o meno sconosciute, in modo che nessuno potesse andare a verificare se effettivamente la montagna era là o no. Fra Mauro lo mette fuori ed è un frate.
quindi è significativa la cosa. Dobbiamo pensare però che siamo alla metà del 1400, quindi riforma, controriforma, cioè un periodo in cui il dibattito all'interno della Chiesa su molte questioni, anche teologiche, era acceso. Quindi non dobbiamo stupirci se Fra Mauro prende questa licenza poetica. Renzo De Antonio, siamo in un posto particolare del cimitero, forse uno dei più suggestivi, ce lo racconta, ce lo spiega? Beh, siamo nel chiostro quattrocentesco, che è sicuramente uno dei più bei chiostri rinascimentali che abbiamo a Venezia. Ma a parte la bellezza del luogo, mi piace farvi notare come sia uno degli unici pozzi, no? Abbiamo là in centro la vera da pozzo ed intorno il pozzo vero e proprio, che non è quello. Il pozzo è quello che sta sottoterra e che raccoglie l'acqua piovana. Perché dico che è interessante questo pozzo in particolare? Perché è uno dei pochissimi, se non l'unico, che ha ancora le pendenze del pavimento come dovrebbero essere in realtà per il funzionamento del pozzo. Qui è chiarissimo come le pendenze portino l'acqua su quelle pietre bianche che potete notare lì, ce ne sono 4, attraverso le quali filtra l'acqua. L'acqua che, se voi guardate i tetti, tutti i tetti spiovono verso il centro del chiostro, quindi raccoglievano una enorme quantità d'acqua che era sicuramente sufficiente per le esigenze del convento, anche se era un convento molto grande, con 100 celle, quindi grande, però era sufficiente. Cosa fate voi con l'associazione vostra? Allora, la nostra associazione è nata nel 2008 e cerca di mantenere alcuni aspetti del paesaggio che noi vediamo nella città. In particolare noi ci curiamo di mantenere in vita le vecchie vigne che sarebbero state abbandonate. Nel 2008 i frati lasciavano questo convento, erano rimasti soltanto in 300 celle e ovviamente l'ordine ha deciso di chiudere perché era antieconomico. Sarebbe stato completamente abbandonato tutto. Noi siamo venuti a saperlo, abbiamo costituito l'associazione in modo da poter richiedere al comune l'uso degli spazi della vecchia cantina del 500 e della vigna. In questo chiostro poi ci sono anche moltissime curiosità. Ma sicuramente tante. Quella che mi diverte di più è questa, dove si dice che questo signor Giacomo professor Vicano accoppiava l'astrusa scienza del calcolo, è questo che mi piace, l'astrusa scienza del calcolo al fatto che invece era un cultore delle lettere italiane, mecenate, eccetera, eccetera, eccetera. Per uno che come me ha fatto il liceo scientifico, leggere l'astrusa scienza del calcolo fa una certa impressione. Marco Tosoborella, Igor Stravinsky, Emilio Vedova. Qual è il dialogo tra i due? È un dialogo simbolico, è un qualcosa che deve far pensare a chi è rimasto. Ecco, Ivo Stravinsky, la musica per eccellenza, quello che ha fatto della fantasmagoria delle note tutta la sua opera, un qualcosa che non sta all'interno del semplice pentagramma, ha come sacello, come tomba, una piastra di marmo bianca e una scrittura scritta proprio in maniera nel carattere, quello che adesso si chiama font, nel font che va a significare il suo essere orientale, il suo essere russo, ma un qualcosa che poi si è innestato nella nostra cultura. Ed Emilio Vedova, colui che ha fatto della tavolozza dei colori una poesia estrema, un astrattismo fatto di cromie forzatissime, neri, blu, rossi che si rincorrono, astrattismo puro, simboleggiato da un monolite nero, un qualcosa che addirittura non fa neanche intravedere il nome, il cognome e le date. Abbiamo visto ragazzi
persone di ogni età, ma veramente numerose, venire qui a rendere omaggio, a rendere tributo, ma più che altro a cercare di innestare un dialogo. Quella corrispondenza d'amorosi sensi che Foscolo ci aveva narrato nel suo poema, ha qui una visione plastica. Le persone vengono qui, stanno per un secondo, non dicono nulla, lasciano magari un piccolo ricordo di sé, un ricordo non stabile, non è quei lucchetti orribili che vengono lasciati nei ponti adesso, oppure quei graffiti orripilanti che rovinano e deturpano, ma è un senso. Io sono stato qui, io ho parlato con te, gigante, io le tue opere le ho viste, le ho studiate, le ho amate, hanno fatto parte della mia vita e adesso vengo a vedere cosa di te rimane qui. Tanto più grandi sono stati in terra questi personaggi, quanto più piccola e semplice era la loro tomba. Sì, e credo che non sia un caso, credo che veramente loro si siano estraniati dal proprio corpo, si siano estraniati dalla traccia che di sé lasciano nel mondo che viviamo tutti noi. Una tomba davvero particolare questa, ce la descrivi, ce la racconti, chi c'è? C'è Dariev, scusate per la pronuncia, ovvero colui che, morto nel Lido di Venezia, è quello che per antonomasia è conosciuto come l'inventore, mai limitativo, dei balletti russi. Colui che diede anche, come dire, la spinta anche a Igor Stravinsky, che è sepolto poco distante. Vedete, questa corrispondenza continua, questo simbolo continua. La stessa forma della tomba ricorda i cappelli dei sacerdoti ortodossi. E quelle scarpette da ballo, ecco, un altro simbolo di chi è venuto qui a lasciare il suo ricordo, di chi ha voluto cominciare, di chi ha voluto provare a intavolare un dialogo con i suoi strumenti, parlando la sua lingua. È impossibile parlare la lingua di un gigante, è il gigante che deve capire che può parlare con te. E questi simboli rimangono proprio una specie di luogo dove cui riporre il proprio passaggio. Allora Marco, intanto non è stata semplice da trovare Ezra Pound in mezzo agli alberi. Ci illustri un po' come mai, chi c'è e cosa ha fatto? Certo, Ezra Pound è un altro esempio di quello dell'impossibilità spesso del corpo di reggere il peso del talento. Un corpo umano è fatto di sensazioni, di sensi, di bisogni, di debolezze, di fragilità. Ed essere, come dire, il custode di un'arte come quella di Ezra Pound, un poeta eccelso, un gigante, qui porta la contrapposizione proprio del simbolo, della traccia di ciò che lascia della sua materialità al massimo livello, un rettangolo in marmo, con scritto il nome. Giustamente, mi diceva Lorenzo, è stato difficile trovarlo, certo che è difficile trovarlo, perché è difficile capirlo, è difficile capire in che maniera una persona con una vita così controversa abbia potuto comunque lasciare una traccia di sé, che va a prescindere da ciò che è stato. Sappiamo benissimo che la sua vita è stata come una specie di ossimoro, un ebreo che difende il fascismo è qualcosa di intollerabile, ma nonostante questo non si può dimenticare di cosa era lui. Capisco che magari non è politicamente corretto, non era dove non si può dire nulla, che sia un attimo fuori dalle righe. Dico che però il fatto che anche qui, ho visto anche stamattina, tantissimi ragazzi che cercavano proprio e non l'avevano trovato, gliel'ho indicato io dov'era. Fa capire che spesso l'eco dell'arte va al di là di quello che il corpo è. Per questo ritengo che questo luogo ci debba far pensare, ci debba sempre far pensare che il passaggio non è così drammatico, non è così tragico, è un qualcosa che resta di noi. La vita, la morte è un dialogo continuo e innestato e l'importante è dare ad essi il giusto significato. Siamo qui davanti alla tomba di un grandissimo Helenio Herrera. Alcuni si chiederanno come mai è qui Helenio Herrera. Bene, Helenio ha vissuto una buona parte della sua vita dopo aver smesso di allenare proprio da cittadino veneziano. Abitava al Lido di Venezia, era legato anche al calcio dilettantistico, si è dato molto da fare per i giovani, per il cuore calcio dilettantistico e ha voluto essere qui a Venezia sepolto. Il suo funerale, pensate, venne celebrato in forma laica in campo San Giovanni e Paolo, venne nel 97, tutta la squadra dell'Inter e ci fu veramente un tributo di popolo dei veneziani. Allora per te Marco, che sappiamo anche sei tifoso dell'Inter, cosa vuol dire essere qui? Non so se manifestare la propria fede calcistica faccia bene e renda, come dire, più oggettive le cose che dico, però oggettivamente penso che tutto il mondo del calcio debba
un grande tributo a Elenio Herrera, il mago, il Vamos a ganar, colui che ha portato una squadra italiana, ovvero l'Inter, a conquistare la vetta d'Europa e poi del mondo con le coppe intercontinentali. Come vedete, ecco, vedete anche qui la simbolicità. Quella è la Coppa dei Campioni, ma non la Champions, quella deve essere la Coppa delle grandi orecchie, ma la Coppa dei Campioni quella di una volta, quella con il manico, proprio il simbolo del trionfo, le sciarpe della squadra, e anche qui vedete come il dialogo che si innesta tra chi è sepolto e chi è rimasto va a parlare la propria lingua. Il tifoso lascia la sciarpa, la ballerina lascia le scarpe, il pellegrino lascia la conchiglia. Vedete che questo è una lingua che noi ci apprestiamo a vedere in ogni momento in cui ci avviciniamo a quello che rimane di questi grandi uomini. Hanno lasciato un qualcosa che va a parlare direttamente all'anima di chi è qui. Abbiamo la drammaturgia e la scrittura anche qui. Jared Brodsky è colui che ha fatto della sua arte la sua ragione di vita. È una persona che non ha mai negato la sua libertà di pensiero. E quando in Russia gli chiedono «Ma lei chi ha detto che lei è un poeta?» Nessuno mi ha detto di appartenere al genere umano. È quello che accade a Picasso quando un nazista gli ha chiesto «Di che razza è lei?» Umana. Il senso è questo. Quando un uomo si trova a dover essere quello che Josip Brodsky è stato, non c'è paura di dire io sono. Galileo ha dovuto dire eppur si muove di nascosto. Giordano Bruno no. Giordano Bruno ha messo a anteposto la sua idea, come ha fatto lui, internato, è dovuto sottoporre a medicine, a processi proprio di trattamenti, quelli che chiama adesso trattamenti sanitari obbligatori, e mai ha negato di essere quello che è. Perciò se c'è una persona che merita di dire io sono un gigante, io ho messo prima di tutto ciò che io provo come arte, questo è Josip Brodsky. Siamo in un punto qui, Marco, di demarcazione una volta. Come mai? Diciamo che questo è il punto che è stato interrato per unire le due isole, quelle di San Cristoforo, denominato della Pace, e quelle di San Michele. Era un convento agostiniano, San Cristoforo, e invece camaldolese, quello di San Michele, quello di frati bianchi, come si definivano, perché si dice che padre Romualdo, il fondatore dei camaldolesi, fosse amico del doge Pietro Orseolo I. Ecco che qui appunto vennero i camaldolesi, e poi successivamente, quando con le soppressioni napoleoniche tutti i conventi, tutte le chiese, gran parte, vennero abbattuti, soppressi, distrutti, ecco che Napoleone decise di fare il cimitero cittadino, cominciò con l'isola di San Cristoforo. Questo lavoro, diciamo, anche meritevole di encomio, perché oggettivamente le sepolture erano sparse per la città, per i sagrati, all'interno delle chiese, le confraternite, poteva essere plausibile anche per un discorso di igiene pubblica che si potesse creare un cimitero cittadino. Questo però comportò sia l'abbattimento della chiesa di San Cristoforo della Pace che la successiva soppressione del convento di San Michele di Murano, che rimase perché 20 frati rimasero per un collegio giovanile dopo la soppressione. Il processo iniziato da Napoleone nel 1806 andò a compimento con la dominazione austriaca, quando nel 1822-29 iniziarono i lavori di congiunzione che finirono circa nel 1837, e da lì queste due isole ne divennero una, San Michele, e divenne il cimitero di Venezia. C'è un detto a Venezia, se noi semati noi voemo, è un detto veneziano, veneto, e chi meglio di Franco Basaglia, che è qui alle nostre spalle, può aver vissuto e fatto della sua vita questo antico detto. Marco? Purtroppo il detto è molto simpatico e anche molto accattivante, ma abbiamo a che fare con la sua contrapposizione. Seis e matti noi voemo. Ed era quello che accadde quando i matti, cosiddetti matti, coloro che subirono di turbe psichiche e psichiatriche, venivano rinchiuse in manicomi, in zone adatti a tenerli distante da quello che era la civiltà. Basaglia invece affronta il tema molto grave, molto importante, con un altro appiglio, con un altro approccio. Grazie anche all'aiuto dell'amico Dario Fo, ha cercato di creare il fatto che non ci fosse la chiusura, la limitazione, la ghettizzazione di chi soffriva di una malattia, ripeto, di malattia mentale, ma il fatto che la società potesse accogliere queste persone e non allontanarle da sé. Tant'è che appunto la legge che porta avanti questo discorso è definita legge Basaglia, che come le leggi più importanti della nostra storia vengono connotate con un nome. Perciò, come giustamente diceva Lorenzo, se noi semati noi voemo, no,
sei matti noi voevimo, ma adesso dobbiamo accettare questa realtà che Basaglia ha portato avanti con tutta l'opera di una vita. Attraverso una continua opera di divulgazione delle sue idee che vanno a parlare appunto di quello che è l'affrontare la malattia, una specie di diversità da affrontare, da non ghettizzare. E infatti Marco, qui a Venezia c'erano anche delle isole che erano proprio dedicate a questo. L'isola di San Servolo, altro luogo della memoria, altro convento trasformato in manicomio. C'è un percorso della pazzia al suo interno e anche quello è un luogo che bisognerebbe vedere, perché è proprio la maniera con cui si approccia alle cose che delimita il cambiamento del mondo. Noi dobbiamo approcciarci a qualunque tipo con la ragione, ma anche con il grandissimo rispetto della coscienza e della dignità umana. Non dimentichiamoci che le guerre, tutto quello che porta il contrasto dell'uomo è il non voler capire, il non voler ascoltare. Io ti porto la mia ragione, io ti porto la mia verità e cerco di fare in modo che tu, volente o nolente, la accetti. Venezia è immortale, l'arte è immortale, quindi non ci poteva essere occasione, il luogo migliore di concludere questo giro al cimitero di San Michele ricordando questi tre grandi. Marco. Ci troviamo di fronte a una specie di palco di teatro, una costruzione fatta apposta per giganti di quello che è la nostra tradizione teatrale, una tradizione teatrale che deriva dalla commedia dell'arte. Goldoni fu il primo a scrivere i copioni, a fare in modo che ogni attore avesse la propria parte e la recitasse a ragion veduta e non come un'improvvisazione. Ecco che il massimo esponente di quello che è il teatro goldoniano, il teatro veneziano, il teatro dialettale è Cesco Baseggio. Il suo Signor Todoro Bronton, il suo è assa chi boggia per chi fassa fassion, è un qualcosa che rimane nella testa di tutti noi, nella mente di tutti noi. E non è il caso che ci sia lui, Emilio Zago, altro grandissimo interprete della commedia veneziana, Giacinto Gallina e Riccardo Selvatico, ovvero quelli che hanno saputo dare nuova linfa al seme che aveva seminato Carlo Goldoni qualche decennio prima. Goldoni, cui monumento si staglia in campo San Bartolomeo, è che ci guarda quel sorriso appena accennato, è quello che è lo spirito della nostra città, una città che si vede attraversare, che vede passare il mondo e che lo guarda con un sorriso di assenso e quasi di comprensione. Questi che abbiamo visto oggi sono solo alcuni dei grandissimi che troviamo qui all'isola di San Michele. Abbiamo voluto lanciare alcuni spunti per dare anche la possibilità, la curiosità a voi che avete visto, che siete stati con noi oggi questo pomeriggio, di tornare a vedere di persona questo cimitero. Vedete che alle mie spalle questo palco di teatro è anche coperto da ringhiere, è un segno che comunque questo patrimonio ha sempre bisogno di una manutenzione costante, significativa, quindi anche da questi schermi lanciamo una sorta di appello alle istituzioni che continuino e che non si dimentichino di questo cimitero, perché non è solo un discorso del passato, ma è un discorso soprattutto del presente e del futuro, per quello che questi grandi hanno lasciato e ci trasmettono ogni giorno, perché Venezia è immortale, quindi è un continuo tra chi ci ha preceduto, chi è andato avanti, come dicono gli alpini, e noi che siamo qui e abbiamo ricevuto il testimone, la fiaccola di Venezia e dei valori di Venezia, della internazionalità e del mondo che vede Venezia. Vi ringraziamo di essere stati con noi, ringraziamo Marco di averci accompagnato in questo viaggio e a proseguire con la nostra programmazione. Dunque, quindi questo è il viaggio che con Lorenzo Maier abbiamo fatto nel cimitero di San Michele a Venezia. Spunti di riflessione ce ne sono tanti. Adesso qui invece dal cimitero di Mestre stiamo attendendo alle 15 l'inizio della Santa Messa presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Una piccola pausa di pubblicità e successivamente invece il nuovo viaggio sarà all'interno del cimitero di San Lazzaro a Treviso.